Allora, sì, prima voi e poi io. Tutti pronti? Veramente, cioè, come si fa? Allora, con calma. Scusate, ma che succede? Bellissima, ok, subito un commento memorabilissimo di Luigi. Scusate, ma che succede? Bellissimo. Allora, io ho bisogno di voi, sono io che ho bisogno di voi. Adesso io vi faccio sfogare perché dovete sfogare. Io ho visto una cosa che spero di aver visto male, perché ne parlavo con gli amici abbonati e spero di aver visto male. La reaction non la posto, anche se avrei dovuto dare priorità alla reaction, perché questa volta divento virale. Se lo avessi potrei diventare virale se la postassi adesso, perché deve essere a caldo e tutti se la vanno a vedere. Però no, do la priorità a voi, perché dovete sfogare, dovete scrivere tutto quello che volete scrivere, avete ragione tutti. Io ho visto una cosa e spero di aver visto male. La volete scoprire? La scoprirete nella reaction, però ve lo dico prima, spero di aver visto male e che non sia così, perché altrimenti altro che, cioè, meritato, dovevamo perdere, Quindi, piano piano, e vediamo cosa succede. Allora, prima di tutto mi dimentico sempre il branding, le cose, perché gli amici, meglio, perché c'è un lavoro dietro e io ringrazio gli amici di We Like. Allora, dillo. Cosa hai visto? Dillo. Ho visto Di Lorenzo che prima del momento in cui quelli stanno battendo il calcio di punizione si preoccupa delle condizioni di success. Un amico, non mi ricordo chi, penso Valentino, non so chi, mi ha detto negli abbonati, dice no, quello gli è andato a muso duro per dire non fare il buffone, non fare il pagliaccio. Se è così, va benissimo, mi rimangio tutto quello che dirò nella reaction quando la posterò a fine live. Se invece quello ha fatto il bravo ragazzo che è, perché Di Lorenzo è un bravissimo ragazzo e noi siamo sempre onestissimi, noi siamo lo specchio proprio dell'onestà, del non avere quell'identità di come si dice, di foga agonistica, ma nel rispetto della tua prestazione che ti deve portare al successo. Se è così, è un altro paio di maniche. Enrico, mo viene Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale, mi vado a cuccare, TVB, anche io TVB, amico mio, e mi potrete dire voi se avete notato pure voi questa cosa. Io ti ringrazio Enrico. Il primo tempo è l'emoji del sonno, no? ZZZ, perché vi ricordate quando abbiamo detto non si può fare peggio di Empoli, si può sempre, questo è il nostro hashtag, ragazzi, si può sempre fare peggio, abbiamo toccato il fondo, adesso si può solo risalire, ma chi te l'ha detto? Si può sempre scavare e siamo in grado di scavare e di scavarci fosse da soli che non si è mai visto nella storia. No, si è visto nella storia, non diciamo stupidaggini, ma in questo momento come squadra che veniva dallo scudetto è un unicum assoluto. Quindi si può far peggio, si è fatto peggio con una squadra scarsissima, perché l'Empoli ha dei peperini che magari tecnicamente quando rivanno in avanti così, l'Udinese è proprio scarsa e hanno avuto tante occasioni di riversarsi dall'altra parte, ma hanno dei ferri da stiro al posto dei piedi e per questo noi non abbiamo subito altre cose. Dopodiché c'è un centravanti che fa la differenza perché gli arriva questa palla morbida, stacca benissimo così, poi il fuorigioco lui non lo sa fare.
e quindi l'avremmo anche chiusa per la forza di Osimhen, ma abbiamo giocato male, una partita lenta, una partita prevedibile, una partita di luglio, la classica partita che a luglio fai con un amichevole e c'hai le gambe pesanti, sei ancora abbronzato, a birrette, quella è la partita che abbiamo fatto luglio, quindi nessun tipo di discorso, hanno visto il film, adesso sono tutti ringalluzziti, no, peggio che andare di notte, molto probabilmente si sono depressi perché si sono resi conto di cosa hanno perso. E quindi partita proprio il primo tempo assolutamente balneare. Poi inutile secondo me fare delle considerazioni sui singoli, su gente che abbiamo visto, perché oramai questa è la stagione e dobbiamo mischiare tutto e ricominciare da capo. Tore, o piacere, certo. Però io su questo, che è un argomento ed è normale che tutti quanti dicono mo siamo venuti, eccetera, eccetera, è naturale. Certo, e adesso ne parliamo. Il bello, lo sapete qual è? Hanno pareggiato alle 20, non mi dire lo stesso, no, mica lo stesso orario. Cam vince lo scudetto. Ah beh sì, se è così, perché quello è il finale della... Madonna, veramente, proprio lo stesso minuto che... Mamma mia che vergogna. Buonasera Paco, tristi, lo so dove è una chiagna, ma figurati a me. C'è uno spottino oggi, bravissimo Valentino, dopo lanciamo anche uno spottino, anzi lo lancio subito e poi lo rilanciamo pure più tardi, perché non tengo niente da vedere e mi devo divertire, speriamo che si senta. Bene. Allora, questo è uno spottino, voi non sapete, ma i potenti mezzi dell'AI oramai ci permettono di fare cose incredibili. Valentino, l'autore dello spottino, noi all'epoca li facevamo con potenti mezzi, con Giuseppe Argento che si metteva a lavorare, e magari i nuovissimi, perché nel frattempo si saranno iscritti altre 10.000 persone, non sanno che questo canale era anche questo, nei momenti in cui si bisognava risollevarci, potevamo sempre scambiarci una risata e farci una risata. Poi c'è stata una stagione dove non c'era niente, bisognava solamente analizzare e godercela. Adesso questa è la stagione in cui dobbiamo fare terapia di gruppo e ci dobbiamo scambiare delle risate e divertire. Uno sfottino, bravo, mi piace tantissimo, uno sfottino, perché giustamente è a sfottere ed non serve Conte, serve un allenatore qualsiasi, un direttore sportivo, serve fare le cose per bene, serve fare il mercato per bene, serve iniziare una stagione con altri presupposti, senza la presunzione siamo i campioni d'Italia, questa squadra la puoi allenare pure tu, lottare dall'inizio, 38 finali, me l'ha suggerito Guido, no, perché Guido diceva 24 finali, io lo scavalco e dico 38 finali dall'anno prossimo, perché no? Perché quelli possono dire 12 finali e io non posso dire sono 38 finali. Vanno vinte tutti i trofei. L'anno prossimo 38 finali. In panchina si mette Baroni, Pecchia, Possanzini, Conte, Klopp. Sono 38 finali. E non voglio vedere cose come quest'anno, perché veramente non si può sopportare. Allora, che è Brian Park? Brian Park, devo suonare domani Brian Park. No, Central Park. Vabbè. Un abbraccio a tutti e devo salutare e ringraziare Diego. Facciamo pure gli schizzinosi per il prossimo allenatore. Qua bisogna pregare che qualcuno accetti di venire l'anno prossimo. Epurazione. Un abbraccio, grazie Diego, sempre tantissimo. Tu non lo so se hai finito se hai scritto poi il libro per la cosa, perché ci sarebbe da scrivere un altro libro quest'anno, il film, altro che film, audiolibri. Serve Amarone Rocarm, una bella intossicata pure in quel di Padova. Serve venderne parecchi prima e voglio vedere, Punto Verde, voglio vedere chi se catta, chi se li compra questi qua. Serio pericolo anche il nono posto e io pensavo, abbiamo 3 finali, non riusciremo a vincere le 3 partite consecutive neanche per sbaglio e adesso lo riprendiamo questo discorso, perché ho tantissime cose da dire. Iscrivetevi al canale, lasciate il like, iscrivetevi al canale, fatelo per me.
Dubbio. Discutiamo se i tifosi vogliono la conference, ma la società la vuole giocare la conference se l'Europa è un fastidio. Hai ragione. Se per De Laurentiis l'Europa League è sempre stato un fastidio, hanno sempre snobbato, non hanno mandato mai nessuno ai sorteggi, eccetera, eccetera, hanno sempre detto che l'Europa League è un fastidio. Hai ragione a pensarla così. I tifosi, è chiaro che ognuno va in una direzione con opinioni personali e va benissimo. Noi abbiamo fatto un discorso un pochino più profondo che va sul discorso del futuro. Se tu sparisci dall'Europa, sparisci dai riflettori di tutto il mondo e diventiamo una comunità, ti ricordi quando diventiamo quello ed è pericolosissimo. Ma in questo momento noi in conference non ci andiamo, cioè andare in conference, che potrebbe essere una grandissima umiliazione da squadra scudettata, noi non ci andiamo. Vi rendete conto che è peggio? Ecco, mi stanno venendo a prendere. È peggio non andarci, vuol dire che sei arrivato, mamma, sono arrivato ultimo, ma proprio ultimo. Incredibile. Holden Caulfield, la partita del principino Jesper. Amore mio, io giustamente voi non avete visto ancora la reaction, ma in reaction io cerco di mantenere la calma e dico, e ve lo spoilerò, che non voglio giudicare Lindstrom oggi, ed è giusto, mi sembra la cosa più giusta, non accanissi contro uno che ha avuto mezza occasione. E io mi accanisco con il ragazzo perché evidentemente se non hai convinto 3 allenatori vuol dire che dovevi fare qualcosa in più, ma io mi spiego anche se gli allenatori si sono resi conto che Lindstrom è un'ala sinistra che può fare cose carine così, però si deve mentalizzare, deve entrare in continuità. Benvenuto White, Grissom e Shafi, deve entrare in continuità. Non me la sento. Se vi devo rispondere oggi, Lindstrom è scarso, è proprio scarso, cioè fa delle cose che è scarso, poi magari va in fiducia, può overperformare, può dare il 150% con un allenatore bravo che lo mette in condizione, che gli crea gli spazi, perché gli bisogna creare gli spazi a questi giocatori, ma non è Lindstrom il giocatore che si prende la palla, scarta tutti e va in porta, non lo è e non lo sarà mai. Guardate gli highlights che ogni tanto girano su Lindstrom, che dica però guarda che grande giocatore. Sono pochissime le giocate grandi di Lindstrom, sono poche. Invece quando abbiamo visto Kvicha Kvaratskhelia contro avversari qualsiasi, in nazionale contro grandi avversari o anche nei suoi campionati minori, si vedeva benissimo che era di un'altra categoria. E se Lindstrom è un esterno sinistro, gioca Kvara, non gioca Lindstrom. Poi si può dare più minutaggio, un po' più di fiducia, lui ti deve dimostrare qualcosa in allenamento. Io non voglio prendermela con Lindstrom oggi, altrimenti devo dire che è scarso. Aspettiamo l'anno prossimo e vediamo se qualcuno riesce a dargli così, o se quello che viene dice questo qua prestito non mi serve, non mi interessa. Vediamo, perché potrebbe anche essere questo. Si sbagliano gli acquisti, non è manco detto che li puoi indovinare tutti, assolutamente. Quindi con calma, però voi avete tutto il diritto di dire la vostra su tutti. Andare in conference è una buttata. Forza Napoli, Pietro. Ma se Atalanta e Fiorentina vincono le loro coppe europee, anche il Napoli non lo so, Giuseppe, ho perso il conto, perché a furia di fare questi calcoli perdiamo tutte le partite. Vi ricordate quando? Ma forse il quinto posto è buono, e noi invece di avvicinarsi al quinto posto, al quarto posto, perdevamo, pareggiavamo, perdevamo e perdevamo. Ma forse vuoi vedere che pure il sesto posto ogni volta che aggiungiamo un posto, il Napoli perde e perde così. E non approfitta dei passi falsi che ce ne sono stati, perché la Serie A è scarsa e quindi tutte quelle là davanti che potevano fare il solco comunque non l'hanno fatto il solco, rendetevi conto. Poi non si può fare il discorso se avessi vinto perché sono passate troppe partite. Si può rimpiangere l'ultima partita, perché non sai se una vittoria 40 partite fa a catena, effetto butterfly, ti porta a risultati differenti. Magari non vincevi bene con il Monza perché andavi in grande entusiasmo e prendevi gol col Monza di più. Quindi non si può fare il discorso a ritroso. Però va tenuto presente anche questo, che ogni volta che noi aggiungiamo un posto, giù
giù, sempre più giù, e si può scavare. Ricordatevi ragazzi che si può sempre scavare, questo vale per l'anno prossimo. Non si dica che peggio di quest'anno non si può fare, perché è pericolosissimo. Pericolosissimo, si può far peggio. Guardate il Sassuolo, guardate l'Udinese, squadre che probabilmente, vabbè, ma tanto noi 30 punti li facciamo. Si può fare, si può far peggio, si può scendere. Guardate il Bari che era arrivato a 1 minuto dalla promozione e adesso rischia, deve vedersela con il Brescia e rischia di retrocedere. Si può far peggio, sempre, se non si fanno le cose giuste. Osimhen non esulta mai, quindi non vi ingrippate con Osimhen. Osimhen non esulta, Osimhen non vede l'ora di andarsene. Osimhen voleva vincere a tutti i costi, batteva anche i falli laterali. Non vi permettete con Osimhen, che è grazie a lui che teniamo 4-5 punti sparsi. Non vi permettete con Osimhen. Osimhen vuole vincere, Osimhen vuole fare gol. Osimhen non esulta per un gol all'Udinese, perché è un gol che non gli leva sete. Non c'è nessun entusiasmo, nessuna rabbia, niente. Gol facile, andiamo avanti. E voleva farne altri. Fa quello là in fuorigioco, poi si è impegnato, poi si è infortunato. Non fate così con Osimhen, perché senza Osimhen voglio proprio vedere che facciamo l'anno prossimo. Bravo. Hai ragione, quello è l'altro figlio. Quello poi è il problema serio, serissimo, voi scherzate, è che non c'è via d'uscita. Io non lo so se Valentina vuole fare in futuro, vuole prendersi questa gatta da pelare, io non lo so se Edo è meglio di Aurelio, e non lo so se Luigi vuole rimanere nel calcio perché è stato quasi costretto dal padre, si è preso tutti insulti tutte le settimane, quindi io non lo so proprio. Non lo so proprio dove sta Jeff Bezos, si muovessero gli arabi, perché qua se no veramente attenzione. Erano anni che non mi capitava di vedere e fare altro. Bravissimo Luigi. Altra cosa che vedrete nella reaction, vi faccio un po' di spoiler perché siete quelli là, i miei eroi, che siete tutti qua. Mi sono messo a fare la grafica, questa qua, perché io di solito o la faccio dopo o aspettate un attimino prima che vada live, in modo tale che faccio le grafiche e le cose. Mi sono messo a fare la grafica nel primo tempo. Mi vergogno a dirlo, ma era talmente noioso, era talmente lento il giro palla, era talmente balneare la partita che era inevitabile. E ho letto un pochino in giro, molti hanno parlato di sonno, di noia. Fermi tutti. Ha ragione Fabio Versatile, come sempre, tra l'altro. I like, altrimenti ascolto solo i vocali. I like subito. Voi pensate che i like sono per il Napoli? I like sono per me. Sono per me, che avrei potuto lanciare la reaction e andarmene in giro al parco, e invece no, sto qua perché voglio sentire i vostri sfoghi e mi dovete dare pure degli spunti per domani, per l'analisi tattica. Io devo fare l'analisi tattica. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, buonasera a tutti. Dunque, tralasciando la partita che era abbastanza scontata, non l'avremmo vinta, tant'è mi sono preso un 1x a quota 1,85, molto buona. Volevo esprimere un pensiero sul presidente, che dice che siamo degli illusi, che pensavamo di poterci ripetere, ma a parte il fatto che noi non pensavamo di ripeterci e di vincere subito, ma di aprire un ciclo, vuol dire che di stare sempre sui primi posti, insomma, a competere e non a fare delle stagioni del genere. Il vero illuso è stato proprio lui, che dicendo questa squadra la puoi allenare anche tu, indicando ora un giornalista, non so chi. Capuano. Quindi, caro presidente, quando dici che noi siamo degli illusi, fatti un esame di coscienza. Assolutamente. Voglio chiudere dicendo che qui stiamo brindando TVB campione della Serie A. Saluto a tutti. Hai ragione, hai vinto. Hai ragione. Bravo, bravissimo, con una squadra insospettabile ha vinto il fantacalcio del canale. Bravo, e io ho fatto pure un pianto con Cozzolino, il campione dell'anno scorso, e ho vinto in extremis, non lo meritavo assolutamente. Quindi i like per gli amici bellini. Francesco, non è un errore. È silenzio. Francesco mi ha mandato un messaggio vocale di silenzio. Non è un errore, non c'è altro da dire. Hai ragione.
Hai ragione, Fabio Versati. E se la Fiorentina perde qua, e se il Bologna perde là, e se la Roma pareggia di qua, e se l'Atalanta non vince là, non era una filastrocca per i bambini. Comunque tranquillo, Vale, ormai è andato tutto, è proprio il peggio del peggio. Da campioni d'Italia ha vinto lo scudetto per distacco. Bravo. Non andiamo manco in conference, o al massimo se ci andiamo perché la Fiorentina vince appunto la conference. Che bellezza. Vediamo di pareggiare anche queste altre 3 finali, così andiamo a fare anche i supplementari perché sono importanti. Già, perché poi questa era una finale, quindi un altro pareggio, e noi ci siamo presi la parte di sopra della coppa, no? Diciamo la parte dove ci puoi versare anche latte e cereali, e loro ci sono presi la base, perché così funziona con le finali. Allora, la filastrocca. Da campioni a bidoni. L'umiltà non fa parte della dirigenza al vertice, ricordate l'affermazione esattamente. Vinciamo la Champions, è brutta cosa bere troppo. Champions Moët e Chandon. E per voi? Che film è? Moët e Chandon. E per noi? Che film è? Forza. Valentino, l'autore, sei l'autore. Neanche un finale in crescendo, niente proprio. Cerchiamo il prossimo giocatore del Bologna che non se un anno. Hai ragione, mamma mia, facciamo resuscitare i morti, mamma mia, è una cosa incredibile. È una cosa inaccettabile. Daniele, pensa che cosa hai creato, un gruppo stupendo. Amico mio, lo so, questo è il mio... è la mia salvezza mentale, sarebbe veramente deprimente senza la community, senza di voi. Ci divertiamo, troviamo un modo per ridere, per tirarci su di morale, ci sproniamo, qualcuno ogni tanto si abbatte, c'è la litigata ogni tanto, ma sempre con una base di amicizia e di rispetto che è impareggiabile in un mondo che diventa sempre verbalmente più violento. Io sono contentissimo, e in questi momenti più di difficoltà forse si vede ancora di più l'attaccamento, perché è facile essere tifosi del Napoli quando va tutto bene, e quando va tutto male come in questo momento che devi essere veramente tifoso del Napoli. Amico mio, per partecipare al Fantacalcio del canale io apro a quelli che sono abbonati, cioè che sono nel gruppo Telegram per gli abbonati, e siamo parecchi, però non tutti partecipano, non tutti gli abbonati partecipano al Fantacalcio. Qualcuno si è inserito a metà stagione, quindi erano già cominciate le cose. A inizio anno prossimo rifacciamo le leghe, in questo momento teniamo 3 leghe, perché con i numeri ci troviamo tra quelli che vogliono partecipare. Poi c'è anche la possibilità, se ci fossero troppe persone, di fare allenatori in seconda, di fare squadre insieme. Insomma, ci divertiamo senza premi e senza niente, solo per la gloria e per sfotterci tutti insieme. L'ho letta sta cosa di Polito, gravissimo. Ditemi voi perché dovrei dare 14 euro a un presidente strapotente, megalomane e che lucra sulla nostra passione. Guarda, io lucra sulla nostra passione è una frase che non mi ha mai convinto più di tanto, perché alla fine lui fa il suo lavoro, fa l'imprenditore, ci ha messo i soldi lui, quello che ci guadagna, e si sapeva, e poteva farlo qualcun altro. Si sa che Napoli è una piazza passionale e che è una piazza che non molla anche quando le cose vanno male. Al massimo ti contestano, ma sempre... Al massimo non vanno allo stadio, ma le trasmissioni funzionano sempre. Allora, se funzionano sempre vuol dire che il tifoso napoletano, anche quando è arrabbiato, segue. Quindi bisognava essere lungimiranti e fare la cosa. Lui lo è stato, lungimirante, e quindi io accetto che lui guadagni sulla sua impresa e sulla sua idea imprenditoriale che ha avuto tempo fa. Per quanto riguarda il film, ti posso invece dare ragione, perché è una cosa che si poteva fare diversamente. Il fatto che lui l'abbia detto proprio testualmente, lui ha detto: io lo devo dare al cinema perché mi è costato una cifra, quello è stato un atteggiamento volgare,
e uso le parole sue perché lui dice parlare di soldi è volgare, quella è stata una cosa volgare che potevi evitare e che potevi mandare sulle piattaforme così. Poi è scelta di ognuno di noi, uno c'ha già Netflix, uno c'ha già Amazon e quindi non paga perché se lo ritrova, oppure se ti vuoi fare un abbonamento per guardare una cosa su una piattaforma streaming, o lo puoi mandare sul tuo canale YouTube, ci sono tantissime cose che si potevano fare e non al cinema. Nello specifico devo ancora vederlo e quindi non posso giudicarlo a livello tecnico, emozionale. Però hai fatto fuori tutti i tifosi nel mondo che non stanno in Italia. Alcuni tifosi italiani si sono dovuti fare 70 e passa chilometri perché non sta per forza nel cinema sotto casa, e il prezzo lo sapevamo che era alto perché ha scelto una casa di distribuzione di alta qualità e quindi il prezzo è volato alle stelle. Quindi sotto questo punto di vista è così. In Germania non è uscito, e figurati Danilo, non esce in Germania, non esce a New York, non esce a Londra, è solo in Italia, perché chi se lo vede? È un'impresa per noi, ma nel mondo non si fanno i film per ogni scudetto delle squadre che non si fa. Si fanno le serie TV e va bene, e uno se le vede. I punti di distacco dalla seconda dell'anno scorso non sono cumulabili? Bella domanda, Domenico. Purtroppo non si sono accumulati, che abbiamo chiuso a più 16 e si è ripartiti da zero, purtroppo. E così. De Laurentiis, 2 punti virgolette, quindi che cos'è? Una frase di De Laurentiis: è rimasto deluso dall'atteggiamento. Se dice è rimasto vuol dire che non è una frase sua, qualcuno sta riportando. Dall'atteggiamento di alcuni calciatori, lui non si faceva capace. Come è possibile? Questi ragazzi dopo una vittoria si sono sentiti già appagati. È possibile perché se capisci di calcio sai che l'Inter del triplete, no? Si deve rinfrescare un pochino, c'è sempre il pericolo dietro l'angolo che possa succedere anche questo, ma più che l'appagamento c'è tutta una serie di cose che potevano essere fatte diversamente e con meno ottimismo, diciamo così. Gasperini ha detto che dovrebbe fare altre 300 panchine con l'Atalanta. Lo possiamo depennare o ce lo vogliamo portare avanti? Perché può essere anche che De Laurentiis ci si stia pensando, ma sono allenatori tutti diversi. È possibile che lui stia pensando a Conte che gioca in un modo e che è un tipo di allenatore, Gasperini che fa un'altra cosa, Pioli completamente diversi, Italiano diversissimo. È possibile che lui stia pensando a tutti questi nomi? Perché se poi uno ti dice no e vai sul secondo, il progetto è completamente diverso. Allora su quale basi stai scegliendo questi qua? È perché sono quelli che alla fine sono disponibili sulla piazza e allora si fanno tutti i nomi, oppure perché hai un'idea precisa e la porti avanti insieme al tuo direttore sportivo? Questa è la domanda che dobbiamo farci e che non troverà risposta. Non pensi che sul gol c'è un errore di Ostigard? Amico mio, purtroppo devo rivedere questa cosa, il momento del gol, perché stavo come un pazzo, perché avevo notato quella cosa, quella situazione di Lorenzo Success che devo approfondire, perché non voglio dirvi bugie, non voglio dirvi cose sbagliate. E quindi mentre stavo pensando a quello e stavo urlando di fronte alla telecamera, purtroppo è successo il parapiglia e non ho visto se i responsabili, se ci sono responsabili, se si poteva evitare, così. La verità è che tu dovevi fare 2-0 e non se ne parlava proprio, e l'Udinese si era quasi arresa, ha detto vabbè, abbiamo perso, fa niente, i punti li dobbiamo fare con il Lecce, con l'Empoli e col Frosinone, hanno tutte le possibilità di salvarsi lo stesso con gli scontri diretti. Siamo stati capaci di regalare un punto anche all'Udinese un'altra volta nel finale, Calzone che non riesce a fare un clean sheet nemmeno per sbaglio, ma le parate le ha fatte Meret, attenzione, alla fine dopo la sonnolenza del primo tempo le parate le ha fatte Meret, perché parate di Okoye là, ok, attenzione. Metti la canzone di Valentino sulle parole di ADL. Amico mio, quella non ce l'ho pronta, è un'altra genialata, mi pare del figlio di Valentino, che o lui l'ha postato, Valentino l'ha fatta e lui l'ha postato. Oramai con AI ci divertiremo, ragazzi, sarà un'estate lunga, ma io ve la farò passare sotto all'ombrellone con un sorriso, ve lo prometto assolutamente. E i like come stiamo? Fatemi sapere i like al like come stiamo.
Con il pareggio di oggi, questo è ufficialmente il terzo peggior campionato dell'era De Laurentiis in termini di punti reali. Incredibile. Il Napoli fece peggio solo nel 2007-2008 e nel 2008-2009, che però era un Napoli in crescendo che venivamo da. E quindi è una caduta verticale che non è da Napoli, perché il Napoli si era sempre mantenuto a buoni livelli, una volta assestatosi lì. C'era il voto di potere, dobbiamo dire, perché c'era il voto di potere perché non c'erano Inter e Milan seriamente, quando si lottava con la Juve, una volta il Napoli vicino, una volta la Roma più vicino, e insomma il Napoli se la giostrava là. Poi capita la stagione in cui tutto va bene a te, tutto va male alle altre, benissimo. Se il Napoli perde terreno, perde contatto con queste qua, adesso il voto di potere è stato colmato di nuovo. La Juventus doveva scomparire e non è scomparsa, quindi si mantiene male, malissimo. Se tu vai a vedere le ultime 14 partite, la Juventus è in zona retrocessione, malissimo, eppure stanno lì come il Milan, malissimo, secondo in classifica, eppure stanno lì. L'Inter inavvicinabile per tutto il sistema societario che hanno intorno, stanno lì e quindi è difficile scalzarli, è difficilissimo scalzarli. Il Napoli deve mettersi il coltello tra i denti e stare attento alla Roma, stare attento alla Lazio, all'Atalanta, occhio alla Fiorentina e a quell'outsider che di campionato in campionato quest'anno è toccato a Bologna, l'anno prossimo può toccare al Genoa, può toccare al Monza, il Torino. Queste squadre che possono fare un campionato come si deve e ti scavalcano se non stai attento. Quindi attenzione Napoli, siamo veramente preoccupati. Attenzione, non diventiamo una squadra di metà classifica che è più deprimente di retrocedere e risalire. La squadra di metà classifica senza aspirazioni, senza niente su cui lottare. Vedrete come le rimpiangerete le serate di Conference League. Io spero di non doverlo mai fare questo discorso definitivo, finale, ma le rimpiangerete, non dico a voi, ma dico più agli addetti ai lavori, quelli là che meglio non andarci, le rimpiangerete a livello di soldi, a livello di sponsor, perché fate meno trasmissioni, ci sono meno sponsor perché il Napoli non è in Europa, fate attenzione. Calzone in conferenza, non siamo fatti per la guerra in area. Questo è vero e questo mi rimanda anche a quel discorso che faceva Guido, non siamo fatti nemmeno per la guerra di queste posizioni, cioè un Napoli che si mette lì e mantiene quel suo vantaggio perché sta in vantaggio e sta bene. Come si fa? La pressione di stare davanti a tutti? Assolutamente no, si sta benissimo davanti a tutti e si gestisce alla grande, si vince, si accumula entusiasmo e fiducia. Invece quando te la lotti, io ve lo dicevo, la lotta per il quarto posto non ci va in quarto posto, quando lotti per lo scudetto, che tutte le motivazioni stanno a 1000, ci vai. E questa cosa del non fare la guerra in aria, che nello specifico è un momento di gioco, è quello che si può dire per il Sassuolo che non è abituato a fare la lotta per non retrocedere. Sprofondi, perdi 3, 4, 5 partite, sprofondi e non esci più. Ostigard sapeva fare solo quello. Esatto, voglio approfondire poi dopo la situazione di Ostigard, perché Ostigard lo metti là perché deve saltare di testa ed era la cosa migliore che sapeva fare. Se è venuto meno anche su quello, aiutatemi. Aiutate. Non abbiamo certezze, nemmeno la certezza, perché poi gli specialisti ti aiutano in queste cose. Le certezze, e non abbiamo certezze. Ostigard di testa non ti dà certezze, allora metti a Juan Jesus. Ma tu levi a Juan Jesus, hai risolto tutto. Avete visto che non abbiamo risolto niente. La colpa era di Juan Jesus. Benissimo, perché Juan Jesus ci ha fatto perdere 2 punti al 90esimo, perché è successo di nuovo senza Juan Jesus. Come la mettiamo? Vi depisteremo, che ci hanno depistato. Visto un Anghissà molto rinunciatario, quest'anno ha passeggiato per il campo troppe volte, il Napoli ha bisogno altro. Assolutamente, amico mio, Anghissà forse una delle più grandi delusioni. Ascoltavo l'ultima live di Cronache di Spogliatoio, a un certo punto facevano i top del campionato, sai, davano gli MVP per ruolo, e a un certo punto dice pure quali sono state le più grandi delusioni. Purtroppo nelle delusioni, e lo dicevano senza
senza accanirsi contro di noi, ma la più grande delusione in difesa è sicuramente Di Lorenzo. La più grande delusione a centrocampo, e devi ragionare su Anghissà. Loro citavano anche Lobotka, ma non se l'hanno visto il partito. Anghissà lo devi citare, perché Lobotka l'ha fatto il suo campionato. Il Napoli quest'anno si è retto su Lobotka, su alcuni sprazzi di Kvara, qualche gol di Osi e poco altro, non c'è altro. E non so veramente da dove ricominciare, perché veramente dovresti rifondare tutto, ma chi se li compra e chi viene? Arriva il Como che ha proprietà potentissima, paura assai del Como, sono i più ricchi del mondo e se fanno le cose per bene va a finire che si mettono lì in Serie A e non scendono più, però esiste la storia, esiste tutta una serie di cose societarie, politiche, non è automatico, però paura del Como e paura anche del Palermo. Nel Palermo, ecco, io ci vedo un po' ho la paura perché il gruppo City, se rientra in Serie A, può fare le cose per bene. Contemporaneamente mi viene quella speranza di dire qualcuno ha investito nel Sud, vuoi vedere che può essere un esempio e far venire voglia a qualcuno, dice si può fare, si può investire e avere un ritorno. Quindi nel Palermo io ho una speranza, anche per non perdere completamente tutte le squadre del Sud dalla Serie A, altrimenti facciamo la Nord Serie A e se la giocano tra di loro e del Sud non è rimasto più nessuno. Aiuto. Allora, stanno scorrendo tutti i messaggi e me ne dispiaccio, però cerco di leggervi il più possibile, cerco anche di prendere dei nomi che magari io non leggo, però leggo i nomi, adesso non vado a vedere il film e mi verrebbe solo rabbia e ti capisco Dadi, qualcuno è andato e mi ha scritto ci sono stati dei momenti emozionanti, mi ha fatto comunque piacere andare, vedere i bambini con le magliette del Napoli, è un momento familiare anche bello, altri l'hanno presa diversamente, come stai dicendo tu, ti viene rabbia a vedere, a fare il confronto e quindi come tempistiche forse era da evitare. Per citare un celebre film, le scimmie che si lanciano merda allo zoo sono più organizzate di questo cesso. Non ho presente il film, amico mio, ma ci sta. Poi non lo so se l'ho visto in inglese, un altro tipo di... però sui film lo sapete a chi dovete chiedere. Ci restano Bologna, Fiorentina e Lecce, prevedo un punto. Se così dovesse essere, chiudono il campionato a 52 punti, solo 2 in più rispetto alla stagione 07-08, il primo anno di Serie A dell'era ADL. New Era, si è cominciato dicendo la New Era, e la New Era è peggio della vecchia, se questa è la New Era. Daniele, che ringrazio tanto, ma tu dici che quest'anno il film lo fa ADL sugli errori che ha commesso sullo scempio che ha propiziato? Credo proprio di no. Non ci diranno mai se alcune telecamere sono rimaste accese, anche perché se è vero che loro stavano preparando la serie TV e dovevano fare questa cosa estesa, il Napoli storico, i 7 anni di Maradona e il Napoli di De Laurentiis, per avere questi 3 filoni, queste 3 stagioni, evidentemente tu puoi essere pure che lasci le telecamere accese all'inizio e continui questa cosa nella speranza di poter fare il bis, perché lui voleva fare il bis. È inutile che adesso ci viene a dire siete degli illusi, non si fa così, presidente, ti sei illuso tu, ci hai illuso anche a noi e ti abbiamo dato credito perché te lo meritavi. Quindi può essere pure che lui teneva le telecamere accese. Ma se è vero che Bosello, il documentarista, ha detto no, quello è buono, pure se avessimo perso sarebbe stato la grande debacle, un grandissimo film di valore, penso che ADL non lo fa uscire. Dai, 1000 like, ci possiamo arrivare assolutamente. Questa è una di quelle live che può arrivare a 1000 like perché c'è tanta gente che vuole parlare, tanta gente che vuole sfogare, e lo sapete che il like non è legato al risultato del Napoli, porta bene per le prossime cose. Ovviamente le live pre-partita ci sono pochi like, ecco perché è andata male, colpa è vostra. Non è vero, lasciate il like per me, per sfizio, perché so che c'è gente che non ha proprio idea di io chi sia e merito una chance di arrivare da tutte le parti. La cosa brutta è, ricorderemo questi giocatori come campioni della grande impresa o quelli della disfatta? Senza dubbio quelli della disfatta. Te lo ricorderai che sono stati dei grandissimi campioni quando abbiamo vinto, senza dubbio,
ma se sono gli stessi, cioè quello che si salva Elmas, si salva Lozano e si salva Kim, quelli là che invece erano protagonisti della grande stagione adesso purtroppo si sono unti di questa prestazione oleata e la memoria, lo sapete come funziona, uno si dimentica 4 partite fa che è successo, ti rimarrà quella cosa, come eravamo forti così, però io devo rivedere la cosa di Lorenzo, che altrimenti se nemmeno Di Lorenzo, che era una certezza assoluta, mi dà più sicurezze, è finita. Amico mio, è acqua al limone, non voglio fare pubblicità perché non mi pagano, vedi il limone, è acqua al limone. Per me oggi Lindstrom non ha fatto un brutto lavoro, lui e Karius aprivano parecchio spazio sulla sinistra, ma voi la lentezza di gioco, voi Olivera un po' senza sapore, non l'abbiamo sfruttato. Sì, ma infatti non ha fatto un brutto lavoro, sì, non è efficace, non è stato efficace, ecco, non voglio dire la cosa assoluta, non è stato efficace perché molto spesso è andato dritto e l'hanno recuperato, ha fatto faccia e fronte, dribbling riusciti non ne ho visti, passaggi chiave non ne ho visti, movimenti, qualche movimento così. A me è piaciuto Cajuste, lì sì, quando esce Cajuste io dico in reaction che sta uscendo il migliore in campo. Ed è grave se è Cajuste il migliore in campo perché non ha qualità. Quindi vuol dire che il migliore in campo, per la mia impressione durante la reaction, è l'unico che ci ha messo un po' di dinamismo e stava un po' in giro per il campo a metterci un po' di fisicità. Se è così, vuol dire che il Napoli ha completamente steccato la partita, perché vuol dire che non mi sta dando tanto Politano, poi bene il cross di Politano, non mi sta dando tanto Osimhen, non abbiamo uno Zielinski, un Traoré, qualcuno a centrocampo che ci mette un po' di qualità, la luce non si è accesa sulla fascia sinistra perché, come dici bene tu, Olivera si mette lì è ciuccio, ma dico proprio è ciuccio di fatica, nel senso che tanta fatica, ma non c'è qualità, ragazzi, bisogna aumentare la qualità e devi avere anche fisicità, perché io capisco Mario Rui e 3 pitch reel contro i grossi dell'Udinese, non lo voglio utilizzare, va benissimo, va bene, è un po' pavido come discorso perché tu devi prenderti il pallone e non gli arriva proprio la pallata dietro a Mario Rui, però senza qualità dove andiamo? Dovete dirmi dove andiamo, come vogliamo fare gol? Il gol arriva perché Politano mi fa la grazia di crossare di destro e di non fare sempre la stessa cosa, è anche un cross bello morbido che dovrebbe essere facile, di facile lettura. Osimhen stacca come un dannato ed è così. E dire che veniva ripreso da Calzona per il poco movimento, invece in telecronaca faceva notare che anch'essa ha giocato in 10 metri. 10 metri. La società che è composta, un solo uomo al potere, che speranze abbiamo? Infatti deve uscire anche Sai, non Cajuste. Calzone oggi è anche disastroso con i cani, sempre tardivi e sbagliati. E entra Traoré, entra Ngonghe al posto di Lindstrom. E io avevo detto, io vedo più Ngonghe a sinistra, poi mi ha sorpreso Calzone. E poi entra Simeone perché si fa male Osi. Io a inizio secondo tempo dico metti subito un gong perché non è un Napoli che sta facendo grandissime cose, poi il gol arriva e ha ragione Calzò, però si può fare di più onestamente. Guardate come se ne scende proprio il tono della voce. I like non mi avete detto. Ma che devo scrivere quest'anno? Ma che devo scrivere? Cioè, l'anno scorso lo posso pure raccontare perché bene o male, sai, c'è il contorno della favola. Ma se tu racconti quello dell'anno scorso e poi gli racconti quest'anno, ma chi mi crede, Vale? Ma chi mi crede? Io faccio fatica a guardare questa roba. Ma chi ci crede? Mamma mia, che fine. Hai ragione Diego, anche perché poi il libro che tu hai scritto, sì, sullo sfondo c'è il Napoli, ma è bello vedere quello che è la tua crescita, no? È un libro di formazione, non lo so come si dice tecnicamente, ma sei tu che cresci e diventi uomo con sullo sfondo quello che succede del Napoli e c'è tutta una...
è un altro tipo di libro, il Napoli non c'entra quasi niente e qua veramente non c'è niente da dire. Peppe Di Paolo. Valerio, guardiamo il bicchiere mezzo pieno di stasera. Sono ufficialmente promosso al Fantacascarso in Serie A. L'anno prossimo la dovete vedere anche con me. Per il resto stendiamo un piumone pietoso. Il piumone. Babbi. You wanna give me a kiss? Yeah, no, go. Vai a bere, a mangiare e a ubriacarti. Non è vero. Anche in sta chat Lindstrom impalpabile, ma che vuol dire? Questo non conosce minimamente il campionato e ha visto il campo 6 volte. E ti ho detto, Godzì, impalpabile, io sono d'accordo con la definizione di impalpabile, perché non è, quando non hai un impatto, non sei efficace, si dice impalpabile. Però io sono d'accordo che doveva avere più chance e quindi non è questa la partita su cui accanirsi su Lindstrom, su cui accanirsi, questa è la partita per cui accanirsi su Lindstrom. Però deve fare di più, deve fare probabilmente di più in allenamento, perché se in allenamento ha fatto vedere quello che abbiamo visto oggi, mi spiego perché non abbia giocato mai e mi spiego perché si fa preferire sempre Kvar, che è un campioncino, mi spiego perché si fa preferire Politano, che comunque può essere prevedibile ma ti fa tutta una fase difensiva, e mi spiego perché non ti viene nemmeno voglia di cambiare modulo e di adattarlo da qualche parte, perché non ti dà. Questa cosa fisiologica che si fa gol e poi il pallino del gioco lo deve avere l'avversario, ma perché? L'anno scorso se ne facevamo uno, era solo per aprire. Hai ragione, hai ragionissima Okur, hai ragione, e la sensazione dopo il gol è che ci sia stato, vabbè, abbiamo fatto, e dare il pallino del gioco all'Udinese, che è una squadra scarsissima, veramente, veramente preoccupante, veramente qualcosa di inspiegabile. Bravo. Sto da 20 minuti a rivedere Dilo. Thumbs up a successo, tipo stai calmo, tutto a posto. Il fallo è su Davis. Amarezza totale. Ok. Stai calmo, tutto a posto. Stai calmo, perché a me dava l'impressione che gli avessi detto ma tutto a posto, cioè tutto a posto? Cioè tutto bene, non è che infortunato, forse... Se il fallo era su Davis, giustamente non ci poteva, evidentemente era un alterco tra di loro. Si affievolisce, grazie per la spiegazione, si affievolisce quella rabbia che vedrete poi in reaction, contemporaneamente vai a marcare, non ti metti a fare discorsi con gli avversari così che non ci azzeccano proprio niente, vai a marcare, parla coi tuoi, tieni tutti in grande tensione, sei il capitano e stai venendo meno pure tu. Amarezza totale, non voglio crederci, lo analizzerò bene, qualcuno che vedrà questa live, che avrà il tempo di analizzare, se poi esce questa cosa fatemi sapere, lo verremo a sapere, su cui il Napoli mi ha provocato l'insonnia, però potrebbe anche provocarti il sonno, cioè Alessandro, se hai difficoltà, e capisco perché l'insonnia è anche stress alle volte e uno non riesce a dormire perché i pensieri e le cose, ma metti la partita del Napoli, se non riesci a dormire, rimetti la partita del Napoli e ti fai un sonno, secondo me, ma alla grande, non ti svegli nemmeno per fare pipì, vai liscio, riveditela. Ho solo io l'impressione che Lindstrom ogni volta si liberava, non veniva mai servito, un paio di volte l'ho notato, tante volte con le mani in mano, si sbracciava, addirittura delle volte testa in giù, diamo colpe però. No, l'ho notato anche io, ma lì ci sono una serie di possibilità, un po' non lo vedi, perché sei abituato ad avere Kvara, era lo stesso con Insigne inamovibile, tu sai che è Insigne là, sai che ti farà quei movimenti, sai ad occhi chiusi dove trovarlo. Lindstrom si è spostato anche spesso a destra per cercare palloni giocabili e si è mosso parecchio. Quindi un po' non lo vedi perché non fa le cose che fa Kvara, un po' magari non ti fidi perché tu l'hai visto in allenamento e hai detto io se do la palla a Lindstrom e prova il dribbling e ci ripartono in faccia, è meglio che torno da Politano nella zona destra dove c'è quel trittico che conosciamo già. Sono meglio quel trittico che conosciamo già? Quest'anno no,
cioè Di Lorenzo, Anghissà, Politano, sì, ogni tanto funziona la sovrapposizione, ma spesso non funziona. Quindi ci possono essere queste due cose, un po' quello che i giocatori vedono in allenamento e un po' la disabitudine. Valerio disse bene Spalletti, lavorare con De Laurentiis è lavorare in un film horror, e ha detto tutto, ma quando viene uno Sheikh, ti ho detto, per questo io speravo nel Palermo, per dare un esempio, perché è difficile investire qua e mi rendo conto che chi può lo fa altrove, per una serie di motivi. Oltretutto, se De Laurentiis ha un atteggiamento che è simile a quello che ha avuto per Osimhen quest'estate, mi devono dare il 200, se fa questo stesso discorso, perché poi lui ci ha detto dei numeri onestamente che non si reggono su niente, mi hanno offerto 4 miliardi, non so quanto ha detto, per tutto il pacchetto con il Bari, con la filma, numeri clamorosi che non può essere, e ho rifiutato. Se non ci credo, ma se fosse vero e ha rifiutato quei numeri là, la cessione non avverrà mai. Quindi lo sceicco possono avere anche soldi illimitati, ne hanno 10 miliardi da spendere di euro, ma non li spendono, perché li spendono solo se ha senso, se è un'offerta logica con il mercato generale. Quindi se poi avesse questo atteggiamento in sede di trattativa, toglieteci le speranze. Il giocattolo suo se lo tiene finché non finisce il giocattolo. Qui il problema è che si rischia il 28/2, sarebbe un disastro per la stagione prossima. Tu dici 28 punti per girone? Mamma mia, non si arriva da nessuna parte con 28 punti per girone. Mamma mia. Nicola, Osi in 22 partite, 15 gol e 3 assist, nello schifo più totale. E come lo sostituisci? L'anno prossimo si può fare ancora peggio. Grazie Presidente. È bene sottolinearlo, Nicola, non è ridondante quello che dici, che si può far peggio. Occhio Napoli, perché poi in attacco una bella scommessa che speriamo di vincere. Occhio Napoli, state attenti. E i numeri di Osi, per quanto insomma giocatore che risulta problematico molto spesso, e lo sappiamo, però alla fine vedi che se non avesse quegli infortuni, se non saltasse troppe partite, il suo lavoro te lo ha fatto sempre, e quindi servirà un goleador, ma servirà un goleador messo in condizioni di far gol a grappoli. Il Napoli ha sempre avuto grandi attaccanti, ricordiamocelo, e oggi è il compleanno di Mertens. Che Napoli ha sempre avuto grandi attaccanti, e Cavani, De Laurentiis ci piace assai, dice Cavani, ho portato io Cavani, Higuain, Cavani, Osim, si fanno sempre tra questi tre, dimenticandosi i vari Careca, quelli là indietro, Giordano che era fortissimo, però si dimentica Mertens, che anche quest'anno sta facendo gol e assist a grappoli e si sta avvicinando al secondo scudetto consecutivo. Che poi noi ci siamo sentiti male e ci è dispiaciuto che Mertens non ha potuto festeggiare con noi. Nel frattempo stava festeggiando anche lui, non ha festeggiato il nostro, ha anche festeggiato il nostro da tifoso, però lui col Galatasaray a 37 anni capace che fa il bis. Noi siamo ben lontani da fare il bis. Ha vinto lo Zan, se n'è andato e ha vinto. Chi va via da Napoli fa sempre male, guarda Kim, mica tutti fanno male. Attenzione, auguri a Ciro Mertens. Comunque non è un anno e 2 giorni, è un anno e 3 giorni, quest'anno è bisestile. Sono appena entrato in live, qualcuno ha detto Anghissà. Bombelé, hai ragione, anche vabbè, Bombelé è un caso straordinario, cioè, ha vinto uno scudetto a Napoli senza fare niente e non lo so se onestamente sta giocando nel Galatasaray, ma credo di no. A occhio credo che non sia un punto fisso del Galatasaray, tenga una bella squadra il Galatasaray e si vince un altro scudetto anche lui, una roba fantastica. Il mio spottino al tempo ha spaccato tutte cose per restare in tema di leggerezza, assolutamente Fabio, lo ricordo. Mi è venuta sete, tu bevevi con la tazza.
Ma qui è vuota, quindi hai ragione. A proposito di Spottino, lasciate i like perché c'è qualcuno che è entrato. Vediamo se arrivano tanti like, ne facciamo uno al giorno ad ogni live. Non si possono fare 110 live. Faccio un tentativo, amici miei, Enzo e gli altri attenti. Se metto il telefono in carica, fatemi sapere se arriva di nuovo il problema del rumore, perché mi sono reso conto che avete ragione, era il telefono in carica che portava un po' di rumore nella cosa così. Fatemi sapere se è così e vediamo un pochino. ADL ha parlato più il 12 agosto per TFR. Meglio il 12 agosto del 4 maggio. Attenzione al 4 maggio, come diceva pure Massimo. Attenzione al 4 maggio, che poi si pensano che uno si scorda, ma siamo nel 2024, tutti registrano tutto, si mettono le cose nei segnalibri, si fanno gli screenshot, tutti si ricordano tutto, se poi diventa lettera morta si dicono cose a caso, a casaccio, si crea un po' di hype all'inizio e poi si va al momento si sente bene, a posto, grazie Navaco, grazie a tutti. Lino Banfi, a proposito di Lino Banfi, la state vedendo, credo sia Max Giusti che fa l'imitazione di De Laurentiis con la Jalapas, è terrificante perché lo fa proprio bene, e c'è una cosa che lui fa, è proprio l'apertura delle parentesi, oltre al fatto di dire le parolacce, che ovviamente è la caratteristica principale di De Laurentiis. Quando tu vedi poi gli autogol, quelli là che fanno le parodie così, De Laurentiis che siete tutti quello è De Laurentiis, non sarà ricordato per altro, onestamente. E quindi quella è la particolarità. Però Max Giusti la fa proprio bene perché apre delle parentesi, parla sempre del cinema, parla sempre di Hollywood, apre parentesi in continuazione e alla fine chiude sempre con qualcosa triviale. E Max Giusti è fortissimo, vabbè, poi quelli sono i professionisti proprio. Comunque non vorrei essere nei panni di ADL, si prospetta un'estate come quella di 2 anni fa in piena contestazione, e vuoi vedere che ti va bene, nel senso che la contestazione civile non muore nessuno, anzi, rispetto a quello che è successo a Bari, il napoletano, oltre a dire a 16, oltre a alzare un po' la voce e a qualcuno un po' verbalmente più violento e anche antipatico e anche sgradevole, nient'altro si è fatto, voglio dire, è brutto presentare la squadra in piazza e contestare Spalletti. Vi ricordate Spalletti zitti, quel tifoso dice fatelo stare, perché si arrivava da momenti di sconforto, di non fiducia, poi ti è andata bene, tutti quanti giustamente il credito De Laurentiis andava adesso però il credito è finito, l'ha utilizzato, è andato in negativo, cioè non è che c'hai 100 di credito, ho utilizzato tutti 100, parto da zero. Credo che abbia utilizzato più di 100 di credito e adesso stiamo a meno, siamo sotto in negativo perché si scava, perché si può fare peggio, e quindi adesso per recuperare, per avere di nuovo credito devi fare molto bene, sia in fase di mercato sia con la scelta dell'allenatore, e purtroppo il fatto di Conte ti porta a qualsiasi altra scelta che non verrà condivisa dalla piazza. Poi starà all'allenatore che arriva a cominciare benissimo. Non dimentichiamo che Spalletti cominciò con 8 vittorie consecutive il primo anno, e quello ti aiuta perché ti dà fiducia, i giocatori si fidano, dice aspetta, questo è uno che ha delle idee che ti portano a dei risultati, mi fido, faccio quello che dice lui fino alla fine. Posso steccare una volta, magari è colpa mia, è colpa del compagno, però mi fido dell'allenatore, mi fido di quello che sta intorno, dello staff. Staff che può significare anche Sinatti, che può significare tutta una serie di cose. Isolati, De Laurentiis meno presente, tutte le cose vanno poi, si incastrano perfettamente. Bisognerà ricreare questa cosa, bisognerà cominciare bene, devi avere anche un po' di mazzo nel sorteggio probabilmente, e sperare a quella bella Madonnina. La squadra è forte, se non fosse così altro che non posto, giochiamo peggio di tutti in Serie A. Cercasi allenatore di livello per squadra da secondo quinto posto, e se ci va bene punterà a qualcosa in più. Cala Maximal, capisco il tuo punto di vista, la squadra è forte, però non voglio troppo ottimismo. Io vorrei far passare un messaggio oggi
è una squadra da quarto, ottavo posto. È una squadra che può fare il quarto come l'ottavo posto, perché tu dici, serve un allenatore di livello che te la fa arrivare quarta. Superare quelle tre, così devono succedere troppe cose che non sono successe. E la squadra è forte, sì, però non così fino in fondo. Non così fino in fondo, perché ti faccio un esempio. Raffaele Longo, qualcuno se lo ricorderà, centrocampista del Napoli. Raffaele Longo fece un gol, non mi ricordo contro chi, non mi ricordo qua, fece un gol da centrocampo quasi, un bellissimo tiro dalla distanza che andò nel set. Dici, questo è De Bruyne? No, non era De Bruyne, perché una volta ti succede, lo ingarri il tiro, la prendi bene, grandissimo gol. Tutte le altre partite di Raffaele Longo ha più riproposto una cosa del genere? No. Raffaele Longo e De Bruyne? No. Raffaele Longo è Raffaele Longo, che una volta gli è riuscito il gran gol e una volta riesce il gran gol un po' a tutti. Beh, ricordate quella sforbiciata del giocatore della Fiorentina? Me lo potete dire voi nei commenti. Chi era? Bresciani? No. Fece uno dei gol più belli della storia del calcio, la rovesciata da centrocampo. Quindi la differenza è: i giocatori forti sono forti sempre, ne sbagliano uno, sbagliano due, ma le altre volte performano sempre fino in fondo, e con qualsiasi allenatore, no? Senza arrivare a Messi e a Ronaldo e cose così, però nella continuità sono più le cose che fanno bene che le cose che fanno male. Non vorrei che questi giocatori qua sono quei giocatori che un anno hanno fatto bene e gli altri anni sono più Raffaele Longo. Bressan, bravissimo. Moriero fece una bellissima rovesciata, me lo ricordo anche lui, ma è Bressan quello che dicevo io. Bravissimi, bravissimi. Anche Massimiliano Esposito fece una grandissima rovesciata. Ce lo ricordiamo alla grande. Andrea, tra andata e ritorno abbiamo fatto 6 punti, niente poco di meno che con la Salernitana, Verona e Sassuolo, e solo il Lecce rimane per aumentare la statistica. Lecce che non gioca male, la cura Gotti, un ottimo allenatore, e vediamo, sono tutti potenziali. Signori, il Napoli è una squadra impossibile da pronosticare, è impossibile quest'anno, è impossibile fare delle previsioni. No, vedi che si sono allenati bene o si sono allenati male, perdiamo sicuro. No, perché per esempio con la Roma sono stato sorprendentemente sorpreso, piacevolmente sorpreso, e invece poi affronto l'Udinese così male, non c'è proprio niente su cui basare eventuali previsioni contro il Bologna, contro la Fiorentina che ci mette sempre in difficoltà. Il Bologna che dovevamo vincere col Bologna all'andata, ce lo ricordiamo, non era ancora quel Bologna sicuro di sé di questo periodo qua, e non mi dà tranquillità nemmeno il Lecce, perché poi magari l'Udinese, le motivazioni che si dice, diventa partita balneare, diventa un'altra amichevole. Se perdi un pochino il contatto con il pallone, quella voglia di arrivare prima dell'avversario, il Lecce va e ti fa e ti frega, assolutamente. Ma quanto siamo Kvara dipendenti? Ma poi perché Simeone? Simeone, quando tiene Osimhen è uguale a Simeone. Dovresti avere un allenatore che decide ogni tanto di mettersi a 2 punti. Se Osimhen non è infortunato, gioca Osimhen sempre e non c'è niente da fare. Dispiace anche a me, perché io adoro Simeone e non meritava di essere trattato così. Poi quando ti è mancato Osimhen, una volta Raspadori, una volta lui, non è mai potuto entrare nella continuità. Un anno ti può andare bene che quando entri segni, altre volte invece no. Simeone ha dato il meglio di sé, quando è stato punta inamovibile giocava sempre, e quindi entra in fiducia e ti fa anche gol a raffica partita dopo partita. Quindi quando c'è Osi, purtroppo Simeone, se non cambi modo, non gioca. E siamo Kvara dipendenti? Secondo me abbastanza, perché il gioco si sviluppa di là. Kvara, anche se non va in dribbling, anche se non è in giornata di quelle là brillanti dove supera tu, alla fine sempre gli riescono
2 o 3 dribbling a partita che possono essere decisivi, ma anche se non è in giornata ne tiene 2 o 3 che lo marcano, quindi si aumentano le distanze tra altri giocatori che dovrebbero essere liberi e possono chiudere l'azione. Quella è la grandezza poi di Kvar. Cosa si potrebbe fare? Si deve trovare un grande allenatore, si devono vendere più giocatori possibili e si deve ricominciare con un po' più di umiltà e meno presunzione da parte di tutti, a partire dal presidente fino ad arrivare all'ultimo dei vice di Lorenzo, che non giocano mai. Diciamocelo che non giocano mai, perché poi è arrivato Mazzocchi, grandissimo acquisto, perché Mazzocchi è il vice di Lorenzo che serviva. Mazzocchi gioca con Di Lorenzo quando si fa male qualcun altro. Signori, non dovete farvi prendere in giro. Io questo solo ci tengo. Poi stiamo male, ci facciamo i 5 minuti di scuorno e di collera dopo la partita. Non fatevi prendere in giro. Solo questo vi chiedo, perché poi arrivate qua in chat. Ma sai, non è male il mercato che ha fatto il Napoli, perché no, male, è stato malissimo. Den Donker. Hai preso Den Donker perché può fare sia il centrocampista che il difensore. Non lo può fare. Non gioca mai, e se non gioca mai vuol dire che è meglio Rachmani ed è meglio Anghissà. Non si può fare. Sì, vabbè, se parliamo di rovesciate, quella di Cavani contro il Barca è uno dei gesti tecnici umiliati era un amichevole, non c'era il VAR, chiamarono un fuorigioco, una cosa del genere, una cosa tremenda. Anche Duvan era giovane, ok, ma dietro i guai sì, che bella squadra quella là, con Cavani idem, c'era Mascara, poi Lucarelli e Pandev. Sì. Ragazzi, la chiave per me l'anno scorso è stato quando tu hai sostituito Petagna con Simeone. Tanta roba. Hai sostituito un attaccante che segnava pochissimo con un attaccante che veniva da una stagione sua, penso, di record di gol fatti. Tanta roba. Ti metti Simeone e Raspadori in panchina, tanta roba. Hai Elmas in panchina, tanta roba. Hai Juan Jesus in panchina, tanta roba. E si erano create quelle poi divisioni. Mario Rui non deve essere per forza inamovibile, c'è un Oliveira che spinge e ti fa la partita, Politano non deve essere inamovibile, c'è un Lozano che spinge e si alternano benissimo, e poi ci sono gli inamovibili, ci sono un po' in tutte le squadre, anche quelle che vincono. È normale che non ci sia tanto spazio per il vice di Lorenzo, è normale che ci sia poco spazio per il vice Lobotka, il vice Anghissà, però poi si creano quelle cose, però in panchina c'avevi tanta roba. Spalletti, tenendoli tutti in considerazione, evidentemente con un grande lavoro anche mentale all'interno degli allenamenti tutto l'anno, stiamo facendo una cosa incredibile, rimanete sul pezzo perché mi servite tutti. Tanta roba, quest'anno tanta mediocrità invece, perché ti giri e chi entra. Io lo so che Calzona fa i cambi così, ma oggi si girava e chi entrava, chi doveva entrare. 530 like, anche se in ritardo stanno arrivando. Bravi. E Ostigard ce lo siamo tenuti perché ha giocato bene contro la Lazio. Hai ragione, me la ricordo quella cosa. Grande prestazione, ma siamo sicuri che ci serve Perez. Ora io non credo che Perez sia molto più forte di Ostigard, onestamente. Ma è questa indecisione, questa cosa di non so che cosa sto facendo. Tu Perez l'avevi preso. De Laurentiis ci ha detto, alla fine mi hanno chiesto delle commissioni in più e ho detto non se ne fa niente, Pozzo, abbi pazienza, devo andarmene, c'è traffico. Oh, se hai preso Perez perché ti serve Perez e che hai individuato che ti serve un altro difensore, lo prendi e basta, no che con 18 milioni all inclusive poi esce la commissione, e se è rimasto Ostica, e Ostica era uno di quelli scontenti, e lo sappiamo, perché il discorso che faceva Gioffredi sugli scontenti, lo scontento tra gli scontenti, lo sappiamo che molti volevano andare via già a inizio anno, già prima che ci fosse lo scatafascio, ce lo ha detto Garcia, e di Garcia ci pigliamo questo, ci pigliamo il racconto degli infortuni di mercato, che va letto bene, perché non sono infortuni finti che si fanno i giocatori perché vogliono essere venduti, e perché la società sta cercando di ricordatevi che si parlava di Lozano quando si è parlato di infortuni di mercato, ed era la società che se lo voleva togliere dalle balle
al più presto possibile, prendi 4 milioni e mezzo, noi abbiamo intenzione, ce l'ha detto Lozano, abbiamo intenzione di abbassare il tetto ingaggi, vuoi rinnovare con un ingaggio più basso spalmato? Ma io veramente devo per forza, abbiamo appena vinto lo scudetto, è così, portami una squadra, altrimenti non giochi. E Lozano vicino alla panchina il precampionato ce lo ricordiamo. Quindi quelli sono gli infortuni di mercato, cioè infortuni dove la società dice questo qua, dai l'esempio anche agli altri, se dobbiamo cacciar via non giocano, li lasciamo in panchina così. La male Garcia, perché non devi stare a questi mezzucci, e se ti serve un giocatore lo devi far giocare. Era riuscito Garcia a tenere buono Ossigard, che anche voleva vendere, e immagina uno che già non è una cima, poi hai sostituito Kim con Nathan, se ti levi anche Ossigard, Garcia avrà pensato chissà chi mi vanno a prendere da un campionato brasiliano, da qualche altro campionato svedese, così chissà chi mi vanno a prendere. Quindi se hai sostituito Kim con Nathan, Ostigard con chi lo sostituisci? Con me, con Valerio Fuide da New York, mi danno 10.000 e io ci vado. Però sono fuori forma e Garcia non voleva me. Ha detto fammi tenere a Ostigard, gli dico che ogni tanto lo utilizzerò anche a centrocampo perché magari io voglio essere un po' più pragmatico, ed era una cosa secondo me non sbagliata. È stato molto molto attaccato per una serie di cose Garcia, quando poi abbiamo visto Mazzarri, lo stesso Calzò, roba veramente incredibile. Quindi il discorso degli scontenti va rivalutato a bocce ferme e in fretta. No, quando finisce il campionato subito bisogna dare al nuovo allenatore i giocatori subito pronti, non si deve aspettare il secondo ritiro e facciamo tutto il ritiro con Colisaco, con quelli là, con Baretin e tutti i giovani che poi non ti mandi. Mentre le altre squadre andranno a fare il mondiale per club, andranno a fare la tournée di qua, la tournée di là, tu dovrai approfittare e dovrai metterti al passo con una grande preparazione, così non parliamo di Rongoni, non parliamo di Patrizia, fai una grande preparazione e parti a razzo. È l'unica salvezza che possiamo fare, una partenza a razzo. La squadra che c'era in ritiro ben allenata poteva andare serenamente in Champions League, ma sono partiti Lozano e Elmas e l'anno prossimo non avremo Zielinski, ma non abbiamo Zielinski. C'è per la qualità a centrocampo. Ti sostituisci Zielinski con Gaetano, ci metti Foloruscio, che poi torna Zerbin, Popovic. Facciamo un altro precampionato dove vediamo dei giovani che c'è bisogno di un ottimo coach e rifondare. Lo so, hai ragione Fabio, non sempre, non lo dirà sempre, perché lo stesso Giuffrida ci ha detto nelle sue interviste, ha detto noi siamo procuratori, noi ogni tanto diciamo delle balle anche ai nostri calciatori per il bene supremo, quindi sono dei bugiardi professionisti, quindi può essere che le cose, non tutte le cose che dice sono vere, in questo caso quello degli scontenti è una verità indissolubile. Adesso alla svelta l'allenatore per cambiare l'umore. Ma se Girona viene escluso dalla Champions League c'è possibilità di andarci, non essendo il Napoli una città storicamente bellissima. Altro commento memorabellino che solo su questo canale si leggono. Sì, ho letto di questa storia che probabilmente il gruppo City ha delle problematiche. No, penso che non ci andiamo. Alberto, passo, lascio il like, dono e vado a dormire, un po' come Success che torna dopo il gol dopo un anno, Cerri che non segnava dal 2019 e gli altri che segnano solo con noi per poi sparire. Guarda, quando ho visto un bacio prima di tutto, e devo ancora andare a Times Square, ti prometto, vedi, ci provo domani, provo domani ad andare per quella cosa che mi aveva detto, perché domani prendo la metropolitana. Sì. Quindi tieni il telefono vicino. Quando ha fatto le sostituzioni ha detto sta Luana Lucca, e allora si accontenta della sconfitta, e invece no, a Luana Lucca però mi sa Success, mi sa che e quindi ha cambiato un pochino, ha detto qua io non devo fare la pallata, Cannavaro e io ci posso arrivare con la velocità, con gli scambi, qualità che non si vede nell'Udinese, però ha detto secondo me me la gioco un po' più di velocità, secondo me li frego, e lì ci ha fregato Cannavaro. Per curiosità, a fine live vai a vederti il discorso che hai fatto
a fine live di Napoli-Verona con Gattuso, è azzeccatissimo per questo periodo qui. Amico mio, lo andrò a rivedere volentieri. Non ricordo nello specifico se c'era un punto specifico, però credo di ricordare che dissi che cambiare Gattuso non significava aggiustare le cose necessariamente, che bisognava fare delle cose nello specifico. Poi Gattuso fu sostituito da Spalletti e vallo a sapere cosa sarebbe poi diventato per noi, però me lo vado a rivedere volentieri. Ti piace Cannavaro come allenatore? Non per il Napoli ovviamente, ma in generale. Ho sentito la sua conferenza stampa, mi è sembrato un allenatore onesto nella sua comunicazione, non lo so, è troppo poco abbiamo visto finora, però già quelli dell'Udinese in conferenza stampa abbiamo detto abbiamo visto più proposta di gioco, abbiamo visto una squadra meno impaurita, una squadra che vuole giocare a pallone, per una squadra che puntava tutto sulla fisicità, già fare questo salto, questo passo di mentalità che ha fatto De Rossi con la Roma, però con una squadra molto più forte lo fa De Rossi con la Roma, e quindi Cannavaro potrebbe anche essere un tipo di allenatore di questi qua moderni che più che avere le grandi idee all'italiano, alla De Zerbi, questi allenatori di concetto così, magari sulla comunicazione sono più forti degli altri, ti entrano in testa, ti fidi, ti butti nel fuoco per lui e qualcosa la può fare. La comunicazione è importante, De Laurentiis non lo considera, perché altrimenti non comunicherebbe così con noi, non comunicherebbe così con le TV, con le radio. Ma la comunicazione è importantissima nel 2024, a volte fare comunicazione è meglio del concetto stesso, perché i concetti sono quasi sempre gli stessi, ma lo state sentendo De Rossi in conferenza quante banalità prende e straccia e lancia i coriandoli addosso ai giornalisti. Ha preso i suoi stessi complimenti, cioè i complimenti che avevano fatto a lui, a De Rossi, ha detto tutte queste cose, avete detto che ho incastrato Pioli, che mi sono messo in tasca De Zerbi, quando in realtà erano partite equilibrate che sono andate dalla nostra parte. Sì, abbiamo fatto bene sicuramente, ma ho spostato El Shaarawy a destra, non ho fatto niente di particolare. Prende i complimenti che sono stati fatti a lui e dice è il risultato che alla fine vi fa dire delle cose quando avete delle cose da dire già preparate. Volete abbattere Pioli, esaltate me e viceversa. Bisognerebbe avere un po' più di equilibrio nella narrazione del calcio, e De Rossi sbaglia questa è la cosa che si dice sempre, e sbaglia una dichiarazione. Per ora è quello che mi piace di più in assoluto. Buonanotte Francesco, buonanotte ai sognatori dell'11° posto che vale come zona Champions League. Ho seriamente paura della Laurentiis si possa stupirci prendendo un allenatore che nessun giornalista ha riportato in stile Garcia di quest'anno. È possibile, è proprio lo scenario che io pavento, e l'ho spiegato in quel reel che ho postato un paio di volte. Pioli, tutta la piazza che sta come un pazzo, e poi alla fine non è venuto Pioli e viene un nome che è stato fatto poco, che non è stato fatto affatto, perché gli piace pure questo sconquasso e gli piace il fatto che manda a spasso i giornalisti che se la inventano così, perché sembra che sia la cosa sua principale, e può andarti anche bene, ma devi essere convinto, e se qualcosa non ti va a genio a Capodimonte, parla subito, perché non puoi parlare dopo. O fai la persona seria, fai un contratto lungo e vai, perché quelli che adesso mi parlano di Gasperini arriva ad essere rispettato come allenatore innovatore che lavora bene con i giovani perché gli danno il tempo di fare, di sbagliare, di steccare delle stagioni, non si muove, questi sono i giocatori a disposizione, fai quello che vuoi, c'è uno che non ti va bene, mandiamo via lui, proteggiamo te, così. De Laurentiis è capace di fare questo con Gasperini? Benissimo, pigliamoci a Gasperini. Se è così, perdi solo tempo, perdi solo annate. Conte, altro paio di maniche, un giocatore dell'oggi, un giocatore che spreme tutti nell'oggi e poi il domani si vedrà. Vuole aprire il ciclo De Laurentiis o vuole vincere immediatamente? Secondo voi gli manca vincere o gli manca stare lì
tra quelle 4 che poi si vanno a fare la nuova Champions League. Gli interessa vincere o ha vinto una volta e adesso bisogna mantenere, che lui ci ha detto, siamo degli illusi se pensiamo di vincere 2 volte consecutive, non lo so. Una sorpresa, non me l'aspettavo. Aspetta, ecco qua. Non sapevo se Guido, se c'eri, se non c'eri, è una sorpresa molto molto piacevole. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Vorrei fare i complimenti a Carlo Ancelotti che ha vinto il campionato in Spagna, vorrei fare i complimenti a Lozano che il suo PSV ha stravinto. Per distacco? Sì, ma parecchio distacco. Vorrei dire che sta facendo un finale di carriera degno del suo sorriso, di Mertens, altra doppietta, assist, ma sempre il sorriso. Tra l'altro è un finale tiratissimo perché lì basta un pareggio, è ancora in testa il Galatasaray, 4 punti, non diciamo niente, sarebbe secondo scudetto consecutivo per Dries Mertens, la leggenda che vuole che chi va via da Napoli fallisce, disastri. Mi sembra che negli ultimi 10 anni, buonasera a tutti quanti, escludendo la stagione ancora in corso, il Manchester United, dato facilmente riscontrabile su qualunque sito, abbia vinto una Premier League, l'ultima con Sir Alex Ferguson, una Europa League, anche una finale e una semifinale di Europa League, 2 Community Shield, una FA Cup e 2 League Cup. E quest'anno è in finale di FA Cup con Manchester City. Non è il Manchester più forte di tutti i tempi, è un periodo appannato, però negli ultimi 10 anni ha portato a casa 7 trofei. Trofei? Sì. Quelle che si alza che finisce la partita, tu alzi la coppa, ti fai la fotografia, quelle là. Internazionale, perché l'Europa League è pur sempre la seconda coppa europea, magari la vincessimo ogni tanto. La FA Cup è il più prestigioso e antico torneo calcistico a eliminazione diretta della storia. Gli inglesi ci tengono tanto, quindi casomai qualcuno lo può snobbare, paragona alla Coppa Italia, ma per gli inglesi non è così. Usa questa parentesi. Il film di De Laurentiis ha incassato 770.213 euro. Quindi sono andati a vederlo anche oggi invece di andare a vedere la partita? No, i dati di oggi verranno resi noti domani mattina. Okay. Quindi temo di essere stato buon e ottimista profeta. Quanto tempo rimane in cartellone? Dipende da 2 fattori, dai contratti vincolanti, e tranne che tu non sei Benigni e Moretti che imponevano 4 settimane, e poi dagli incassi, no? Se crollano gli incassi, cominciano a storcere, cominciano a toglierti copie, a metterti in sale più piccole, quindi dipende da questi 2 fattori. Ci sono a volte dei contratti vincolanti, ma anche se rimane 4 settimane non lo va a vedere nessuno, è un problema. Però diciamo, in Italia 4 settimane reggono veramente Harry Potter e pochi film, per darti un'idea. Marvel, quelle cose là. Non più. Nemmeno. Tu sei andato a vederlo? No, perché non lo fanno nelle zone più vicine. Questo io non volevo dire, significherebbe perdere più di mezza giornata e voglio stare con i puttini. Cioè, è onestissima, è una scelta onestissima. No, ci sto talmente poco che quando sto con loro non esiste nulla. Cioè, quando sono stanchi, quello è il tempo. No, mi dispiace perché so che mi vorreste fare tante domande, però è capitato. Ma ci sarà tempo, l'estate sarà lunga. Molto, ne sarà molto più lunga. del campionato. Guido, ti leggo questo messaggio di Daniele che ringrazio. Su DAZN hanno snobbato i cambi di Cannavaro dicendo che erano giocatori con gli stessi ruoli, poi al gol di Success cambiano la versione. Vabbè, il famoso cambio ruolo su ruolo. Che cosa devo fare io? No, è una cosa che... no, ok, diciamo,
Non c'è niente non dobbiamo intervenire su tutto, alle volte semplicemente vogliono sottolineare quello che succede, specialmente le cose che succede che io non posso sapere perché da DAZN io non la posso seguire e sono su un'altra piattaforma. Ma guarda, il grado di approssimazione, l'abbiamo già detto, parlando così tanto di calcio tutti i giorni, a tutte le ore, per tante squadre bisognerebbe avere un grado di precisione che in nessun altro campo dovremmo avere, e invece c'è un grado di approssimazione enorme. Questo è abbastanza disturbante. Salvatore, io mi aspetto che il Napoli esoneri Calzona prima che termini questa stagione, prima di Napoli-Bologna. Io penso di no. Ti potrei rispondere, Valerio, oggi voglio essere molto serrato nelle risposte. Non sarebbe da grande società, però mentre lo dico mi viene da ridere. Perché siamo arrivati a 7 fai 8, voglio dire. No, 3. Non è per quello, perché non fu bello il gesto di Gattuso un secondo dopo la fine. La gente non se lo ricorda, di Napoli-Verona che arrivò il tweet. Certo. Io però me lo ricordo. Mai visto Gattuso in vita mia, diciamo a livello privato, se non in campo, eccetera. Quindi non è la mia. Sì, però per quale ragione? Se ci sono anche, vabbè, si può fare. Non trovo nessuna ragione calcistica. Cioè, voi pensavate veramente di andare in Europa? Quando Guido Gentile ha detto si è fatto tutti i calcoli, ragazzi, qua Valerio ci fece una risata ai 65, io dissi 62 se raggiungeremo, no? E io vi dissi scordatevi l'Europa, guarda, un miracolo, sarà un miracolo se acciuffiamo la Conference League con tutte le squadre qualificate, 5 in Champions League. Beh, chiaramente io non sono un signor nessuno, calcoli possono essere sbagliati, quando lo saranno purtroppo. E chiudo questa parentesi, ti ho detto voglio essere molto breve, vi confesso che per me è stato un anno molto duro, doloroso e difficile, ma non per i risultati sportivi, per quelli riesco a reggerli sulle mie spalle, ma per voi, perché mano a mano che passavano le domeniche, considerate io sono uno e nessuno contro tutti, e ho detto ma io come faccio a reggere contro tutti, come posso reggere un impatto mediatico e cercare di consolare, di far ragionare con calma, con saggezza, no? Amiche bellini, amici bellini, cioè sarà un disastro. Ci ho provato, probabilmente ho fatto molto male, quindi se ho fatto male lì è colpa mia. E chiudo questa parentesi perché una persona l'altra volta ha detto Guido, l'acqua calda, eccetera. Vi ho già spiegato, io sono liberale, ciascuno può pensarla come vuole, ma per me essere tifosi non significa essere deficienti, non significa perdere il lume della ragione, significa essere appassionati. È la mia idea di essere tifosi. Dovete rispettare come io rispetto quella degli altri. Quindi non vi potrete mai chiedere di diventare un cretino. Io posso dirvi tutte le banalità, 11 finali, 20 finali, vi faccio contenti. Però per me essere tifosi di una squadra, di qualunque squadra, nel nostro caso la nostra squadra, non significa perdere il lume della ragione. Lo so, posso attaccarmi all'etimologia della parola, ok, però è il mio modo di essere tifoso, dovete accettare, non condividerlo, però almeno rispettare che è il mio modo di essere tifoso. Ciao Guido, ho riportato su internet che il film Sor Conte ha incassato 500.000 euro, Guido ci ha dato i dati precisi. Nel primo giorno, ma quanto sarà costato? Ora non lo so se... il regista ci ha fatto capire che tra il 1.100.000 può essere 1,5 milioni, però bisogna considerare, infatti De Laurentiis spara, però poi non dice mai le cose sue, no? E se ci fosse stato lui probabilmente l'avrebbe interrotto, è stato fin troppo... Non signore, cioè i film nel mondo, tranne in Italia, si sa precisamente quanto costano, quanti sono i costi di distribuzione. Siccome è improntato più a un mercato internazionale, poi un regista documentaristico che ha lavorato molto all'estero, c'è una domanda normale, non banale, né bella né brutta, normalissima, a cui si dà una risposta molto normale. Però bisogna considerare che questi costi sono all'interno della serie TV. Quindi c'è un'ottimizzazione di serie TV che poi sarà chiaramente, penso, venduta alle piattaforme, non distribuita in Italia e all'estero. Quindi comunque è un buon affare. Giusto, perché loro avevano cominciato lavorando sulla serie e poi De Laurentiis ha deciso questo lo facciamo uscire come film e poi la serie la continuiamo.
Sarebbe impreciso da parte mia, perché uno lo può dire dopo che ha visto tutti e due i prodotti, che uno è più lungo e uno è più corto, ci hanno fatto capire delle cose, ci possono essere girate qualche intervista in più, eccetera, però non c'è un girato totalmente diverso, questo posso sbilanciare, no? Da giustificare che c'è un raddoppio totale dei costi. Anzi, ho detto, è un'operazione molto intelligente, perché quello veramente su un furbacchione, perché ha ottimizzato, no? Ho detto, in realtà all'interno della serie TV è riuscito a ricavare molte immagini del film sono state chieste, io lo so di per certo, a Calcio Napoli 24, sono state chieste ad alcuni tifosi che hanno fatto le loro personali riprese allo stadio, dalla tribuna. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Se è costato 500.000 per andare in pari, deve guadagnare 1,5. La famosa regola del 3, Guido, che 3,5 i costi. Io su questo ti faccio parlare, perché qua mi defilo e so di poter dare un'informazione precisa. Però Guido ha spiegato bene, essendoci poi un'altra operazione da fare con la serie, questi costi sono difficili da conteggiare solamente per il film. Come sono diventati attenti i nostri amici. Guido, abbiamo tolto, posso fare un attimo quello là antipatico? Abbiamo tolto Juan Jesus e abbiamo risolto la situazione. Voglio essere antipatico. No, ma figurati. Ti ricordi quando io ti dissi, parecchio prima della partita con la Juve, anche da adesso sarà tutto casuale, non vi soffermate sui sistemi di gioco, i moduli. Poi tu lo capisci che quelli pareggiano, quello è un altro discorso. Quasi anticipare poi quella resa, possiamo dire, chiaramente lo sto dicendo con il sorriso, senza nessuna vena polemica, nessuna frecciatina, però è stata quasi una resa quella di Paolo Del Genio, che mette sulla lavagnetta la squadra posizionata per qualche sorpresa. Io ci avevo visto molto prima, no? Non è cambiando l'ordine degli addendi che il risultato cambia, il risultato non cambia praticamente, citando insomma la matematica, l'aritmetica, manco. Che volete sapere? Io l'altra volta ti avevo dato quel schemetto, non so se ce l'hai, se vogliamo dovrebbe stare ancora qua. Posso provare tutto, c'è un po' di schemetti, queste erano le medie punti dopo uscire dalle coppe. Questa è la cosa. Mi ricordo una domanda, poi non ho visto tutto sul fatto di una maggiore internalizzazione dei David, però i David sono un premio italiano, però è anche vero che confrontarsi con le persone molto giovani e anche molto intelligenti e sagge, come alcuni amici Bellini, non che alcuni non lo sono, quelli che insomma poi uno conosce, hanno fatto la domanda, è importante, perché ti fa capire che tu devi comunque valutare nell'ambito del possibile più punti di vista. David è un premio molto politico. Io mi ricordo, sai, purtroppo questa memoria, una vecchissima intervista di Massimo Troisi, finisco questa cosa, dove lui disse che il più grande rimpianto della sua vita era quello di aver accettato il David di Donatello. Non so se la trovate mai su YouTube, su cose eccetera, ma non lo disse con la classica fare beffardo, ironico, quello molto molto dolce di Troisi, lo disse in maniera seria e lo spieghiamo anche perché. Però diciamo è un premio italiano, è ovvio che le giovani generazioni vorrebbero una maggiore apertura internazionale con ospiti diversi, ma oltre al David per il film internazionale straniero non si va. Volevo rispondere perché me l'avevo ricordata. Torniamo. Come siamo in classifica, Guido? Che questa domanda sulla media punti mi ricorda anche quel giochino che non abbiamo più fatto. Siamo messi male, mo te lo dico subito, perché comunque aggiornate le cose prima di arrivare da voi, non è che senti, allora te la dico, non solo che l'Atalanta è più 4, deve recuperare una partita, la Fiorentina meno 4, deve recuperare una partita, l'Inter più 2, apro e chiudo una parentesi, io sono un cretino per tante cose, una delle tante cose che non scommetto. Quella è una cretinata.
Che sarebbe una sì, perché poi dice vabbè, facile, tu dici sempre dopo, ma chi lo può verificare? E io mi sono permesso, come quando mando i premi dei festival in cartolina nel mentre che si svolge un festival, ho scritto a Fabio Versatile, ha detto vabbè, che l'Inter perderà, e certo, io ho detto, io mi sto provando a immaginare le varie scuse dei colleghi, quali saranno le frasi, sono andato oltre, cioè, non scommetto, perché lì sarebbe proprio facile, la scommessa era, non so neanche quanto l'hanno quotato. Comunque l'Inter a +2, la Juve a -16, la Lazio a +2, il Milan a 0, il Napoli a -2. Il Napoli doveva essere +14 per andare in Champions League, ricordate, secondo i calcoli Guido. La Roma +6, il Torino -3, l'Udinese -2. Cioè, Guido, la Juventus è talmente mediocre il campionato che ha fatto -16 e comunque va in Champions. Sì. È una cosa pazzesca. Media punti di Calzona, come si compara rispetto a Garcia e Mazzarri? A me sembra che abbiamo fatto il famoso giro di Peppe. Sì, però ragazzi, scusate, io vi ringrazio che ormai seguite in maniera scientifica tutte queste cose qua, però adesso il discorso è molto semplice. Premesso, non è un augurio, non è guffare, sapete, proprio non mi appartiene, quindi è solo un calcolo puramente aritmetico, che la Fiorentina deve perdere con l'Atalanta, il Napoli deve vincere con il Bologna sperando che la Fiorentina pareggi la prossima partita, pareggiare quantomeno con la Fiorentina e vincere l'ultima con Lecce per provare di andare in mancano 3 partite, 3 finali, possiamo chiaramente le può vincere tutte e 3, però insomma il Napoli non vince 3 partite di seguito dall'inizio del girone di ritorno dell'anno scorso, quindi la vedrei un po' difficile. Si tratta di capire, va in Conference League facendo la corsa per l'unica squadra o prende questa figuraccia che non solo va in Conference League ma fa anche un turno anticipato di Coppa Italia. Questo è quello che è rimasto del campionato del Napoli, se uno si vuole dare un obiettivo calcistico. Cioè adesso valutare le medie di chi ha fatto bene, chi ha fatto meglio, chi ha fatto meno peggio, in realtà, anche se è brutta come espressione, non serve più a nulla. Cioè il nostro campionato è una corsa contro la Fiorentina, è un bello score, ma come diceva Valerio, c'è una squadra che fa -16 e con grande tranquillità sta andando in... io ho valutato 72, che avevo detto secondo me sarà anche sufficiente 72, probabilmente anche 69 come quinta, come punteggio. Pensate quanto ha fatto male, perché Presidente, quando si trattava di Stolti, come ha detto, di Shock, non mi ricordo, di vincere scusa, si trattava di fare un campionato pessimo da 69 punti, eliminati anche da tutte, non il campionato di Guido che sperava un terzo posto, eccetera, quello che già sapete, cioè un campionato brutto, -21 punti rispetto all'anno scorso. Questo è un campionato di -32 punti rispetto all'anno scorso. Cioè siamo più vicini alla zona retrocessione che alla zona scudetto, Senza dubbio, -39 dall'Inter. E Guido, riprendendo un discorso che ha sempre funzionato nella logica, poi non so se riguarda più il Napoli, perché per quanto riguarda, apro una parentesi alla De Laurentiis, quando io parlo che uscire dalle coppe non aiuta, io conosco i dati del Napoli e so che storicamente nel Napoli, per una serie di cose che possono essere anche coincidenze, il Napoli non migliora il suo modo la sua media punti quando esce dalle coppe. Però potrebbe essere vero per altre squadre su cui non ho dati. Può essere vero che, visto il pessimo girone di ritorno della Juve, può fare fatica all'inizio della prossima stagione, anche con l'eventuale arrivo di Motta? Io ho fatto un calcolo all'inizio stagione, poi ve lo farò vedere. Io, per esempio, in uno di questi calcoli, ma mi diverto, perché poi sono proprio al buio, prima ancora che inizi il campionato, che l'Inter avrebbe vinto con 93 punti. Pensate, potrà vincere 92, 94, ma pensate a una persona che prima ancora che inizia il campionato mette addirittura non le disate. Io se sbaglierò la classifica te lo dico, poi ve la farò vedere, di un'inversione di una sola squadra. Però è tanta roba, Valerio, l'inversione di una sola squadra. E avevo accreditato alla Juve non più di 74 punti. Infatti mi aveva stupito questo 46 del girone. Molto, vedete. No. Fatica no, però fatica a rivincere il titolo. Potrebbe essere un altro anno di purgatorio l'anno prossimo, un altro anno. Però dall'anno prossimo consideratela di nuovo in trampolino di lancio, che se ne dica.
Però ho sottolineato che sono sorelle e che quindi è un po' diverso tutto il racconto, perché questo non possiamo fare un torto a chi poi vede le partite e vede dei trattamenti comunque diversi in campo. No, ma c'è anche una predisposizione a una maggiore concentrazione costante durante il campionato che noi abbiamo dovuto imparare cammin facendo con Spalletti. Sì. Abituati a fare quei campionati di vertice. Cioè tu hai il film sul Napoli non ha nessuna recensione di nessun sito di cinema, nessuna, zero. Però a sentire, attenzione, parlo di siti di cinema, è ovvio che trovate Calcio Napoli 24 piuttosto che un altro sito nel Napoli, eccetera, eccetera. Questo fa riflettere, quando io vi dico delle cose, potrebbe essere apprezzato maggiormente all'estero, chiaramente però con una distribuzione garbata e decente, se no è chiaro che il mio auspicio va a farsi benedire. Però diciamo, ho letto un paio di commenti, tutti si sono soffermati, che lì l'orizzonte culturale, detto, su delle cose che sono calcistiche, non hanno niente a che vedere con il racconto cinematografico, ci può stare, e sul fatto che non sono stati interpellati. Non ci sono giornalisti napoletani. L'hai detto tu, lo volevo dire io, ma hai fatto bene. No, è una cosa è una cosa importante, perché non è, figurati quanto mi renderò antipatico colleghi, però il fatto è importante. Vedilo da un altro punto di vista. Cioè nessuno è stato capace in questi anni, per loro bravura, per appoggi politici, perché comunque il Napoli non va così bene rispetto al racconto dentro il Vomero, il cerchio del Vomero, da fare un passo più nazionale. Almeno nazionale, non dico internazionale, perché noi ci riempiamo la bocca dal Napoli al mondo, ma nemmeno a livello nazionale abbiamo uno che ci rappresenti e che quando va a dire... Hai ragione, è una riflessione molto molto specifica. Perché te la dice un uomo di cinema, cioè ti ho detto, lo so che tutti i colleghi adesso napoletani dopo questa mia frase non arrivano alla fine della frase, cioè, ma che è questo? Però l'errore è che ragionano da giornalisti sportivi che non vanno al di là del Vomero. Non considero l'aspetto più importante. Quello è un cineasta, e quello che interessa a lui è il suo punto di vista, il punto di vista autoriale, perché lui ha detto che ci sono dei giocatori che hanno dei tempi, ha fatto il primo nome Juan Jesus, non solo attorialmente, ma ha detto anche quello che lancia messaggi più positivi all'interno dello spogliatoio. Quindi quanto è importante allenarsi bene, avere un compagno che non ti fa deprimere durante la settimana, poi sbaglierà pure una cosa, che è meglio che non la sbagli, però questo non si valuta, perché basta dire strappare i tesserini, vabbè. Un passaggio molto bello della conferenza stampa. Però tornando a questo, per un autore deve creare il suo punto di vista. Voi l'avete escluso il suo punto di vista, e il suo punto di vista è sacro, è quello che per lui è interessante, prima cosa. Secondo, se per lui è più interessante, o comunque per una persona che dice io non sono grande esperto di calcio, è chiaro che è un personaggio più mediatico e conosciuto come Diletta Leotte, cioè, ma è un difetto vostro, non suo. Non puoi dire è una sbavatura del film. Una sbavatura del film se c'è un errore di raccordo di montaggio, ti dico io. Ma quello è un punto di vista, non è un errore. Certo. Guido, ti prego, dammi un motivo per non essere depresso se penso all'anno prossimo. Qua è lo zio che deve parlare. Sperando che tu non abbia nessun problema personale, se ti devi deprimere per il Napoli, no, perché tu pensa alla gioia che hai a collegarti. Io dico la domenica perché sono anziano e mi ricordo quando il calcio era solo la domenica, ma per una questione di sintesi, perché se no dormi pure, che la gioia di stare tutti insieme con Valerio, eccetera, già quello può compensare la depressione. Quindi ci sono delle solide ragioni, poi Valerio a volte ha delle espressioni estremamente buffe che io non so che fine ha fatto un giornalista che era Trapani, credo, che scriveva per il Napolista. Io non ho mai visto scrivere così bene, in maniera così arguta, ironica e intelligente, in maniera
capace di sdrammatizzare anche le sconfitte più, non ignoro che fine ha fatto, però ovunque lui sia, anche se ha smesso di scrivere, ha tutta la mia stima per dire superiore ad Anna Trieste, ma 100 volte che noi insomma adoriamo, quindi ci sono tante solide ragioni. Una di queste ragioni è Valerio, quindi che può combattere la depressione di tutti voi. Il problema è che noi dobbiamo poi sostituire la bravura, perché Valerio non deve stare depresso, perché se poi lui sta depresso... Bravissimo, per la prima volta, Guido, questa è una confessione che ho fatto agli amici Bellini, durante il primo tempo ho sbadigliato e ho cominciato a fare altre cose. Domanda off topic, ne approfitto per chi per chi magari si affaccia adesso, e dobbiamo sempre tenere presente che può essere che c'è qualcuno che non ha proprio idea di chi siamo. Guido Gentile Piano Sequenza è il suo canale YouTube dove potete trovare contenuti sul cinema non banali e non assolutistici, perché è un'analisi e ci tengo molto, è una delle cose più belle. Lo so che non sono, diciamo, popolare con alcuni, sì, però sono regolarmente, e proprio regolarmente iscritto all'albo. Apro e chiudo una parentesi, organizzato come tu sei, poi farò qualche foto in quel caso, non di me perché sono relatore, un convegno sul vino, che è una delle mie grandi passioni, serio, cioè con 7 relatori. Valerio sa i nomi, li ha mandato, sono professori, medici, cioè, e io sono uno dei 7 intrusi, sono un intruso. E mi è chiamato una consigliera dell'ordine quando doveva essere approvato questo convegno come anche accreditato per i crediti professionali della formazione continua. E quelli dicono sempre: il giornalista che partecipa o anche che moderatore deve essere in regola con tutto, no? È andato a vedere i miei crediti. Io ad aprile ho finito i crediti professionali del triennio. E quindi... Perché se no dice ma tu stai indietro. Ho detto gli anni passati ne ho il triplo di quelli che servono. Ho detto ma lei è un uomo molto curioso. Ho detto sì, ho detto perché. Quindi sì, cioè, lo sono veramente, cioè, non è che sto qui so il capello pazzo, e anche insegno, diciamo, linguaggio cinematografico, che è il linguaggio cinematografico, non la storia. Quella c'è anche la storia del cinema, la critica cinematografica. Io preferisco soffermarmi sul linguaggio cinematografico. Del Genio, 2 punti, aperte virgolette, il Napoli si scorderà la Champions per 4 anni, anche il prossimo anno vedremo queste partite se non cambiano 6 titolari. 6 titolari, quindi è capace il Napoli di cambiare 6 titolari? Vabbè, a parte che io non posso contestare la frase di un collega che tra l'altro è molto più esperto. No, infatti rispondi a me, è capace il Napoli di cambiare? Ti rispondo brevemente. Credo che Paolo Del Genio in questo momento sia molto afflitto, più di noi, sì. Nonostante sia esperto. Quindi io non sto contestando questa frase, non perché come fai a dire no, ha detto una cretina. Però ultimamente veramente c'è uno scolamento di Paolo Del Genio. Cioè lui fino a poco tempo fa ci credeva che non andando, lo diceva, in Europa. Sulla prima parte forse potremmo non essere così pessimisti. Dobbiamo capire l'anno prossimo, se l'anno prossimo è veramente quella sliding doors e dove siamo messi male, cioè uno di quegli anni vivi come lo fu subito dopo che Maradona fu costretto, diciamo, di fatto il primo ritiro, perché cambiarono i diritti TV, cambiarono le coppie, cioè. Però forse non 6 no, ma almeno 5 sì, Valerio. Cioè non so dirti se veramente serviranno 4, cioè, ma Napoli ha bisogno di una forte ristrutturazione o comunque di 5 forze fresche. Il problema, sai qual è, Valerio? Rispondo subito, ho finito la tua domanda. E quando noi l'anno scorso vincemmo lo scudetto, io dissi dobbiamo essere bravi a sbagliare al massimo un solo acquisto. Giunti non ha sbagliato manco uno. Ecco, quest'anno se noi prendiamo 5-6 titolari, su 6 ne possiamo sbagliare uno, quindi non è tanto il cambiare, che non ne puoi sbagliare più di, chiaramente su 2 acquisti uno è un disastro del 50%, però sì, la situazione è molto grave, perché Valerio, se tu fai poco più di 50 punti ne puoi fare 20-22, ma stai sempre molto lontano, e gli altri non è che stanno fermi e non si rinforzano, esatto. O si è quello che diceva Danilo, l'anno prossimo sarà più difficile perché si rafforzeranno la Juve, il Milan, la Roma, l'Atalanta. Ora non sappiamo che tipo di budget avranno, però sappiamo che si muoveranno, perché storicamente si muovono, e forse quest'anno la Juventus è stata più ferma, che ha preso giusto UEA,
che non ha avuto un grande impatto. Però ha fatto l'aumento di capitale che io vi avevo detto dai miei studi. L'aumento di capitale, e poi ha sbolognato un po' di personaggi che non servivano più. Faccio l'esempio di Bonucci, cioè ha cominciato a togliere dei rami secchi, e poi su questo adesso potranno, perché entreranno nel mondiale, faranno le altre coppe e avranno più possibilità di muoversi sul mercato. Io ci tengo assai la Supercoppa in Arabia, che è diversa, perché quelli aspettavano la Juve e il Milan. Perché non c'è il Milan e la Juve? E la Champions League. Puoi far vedere a questo punto, apro piccola parentesi, quello schemetto che ti mandavo, almeno un'altra voce affrontiamo. Come no? Io non credo io notizie non ho avuto, tu me l'avresti comunicato, quindi siamo stati totalmente ignorati. Sì, finora sì. Quindi sempre con garbo, analizzando almeno il fatturato strutturale, e qua immagini il presidente che dice voi non capite, qua è già fatto, tifosi aziendalisti, no. Tra l'altro tra i giornalisti campani ci sono delle eccellenze. Marco Bellinazzo è uno dei giornalisti più garbati, precisi, attenti, sobri e studiosi che ci siano, e non lo si può nemmeno accusare di essere juventino. Io non amo questa distinzione, per me una persona è brava e basta, quindi non perché è tifoso di una scuola. Però nel caso non puoi manco dire che è juventino. Tra l'altro credo che il suo libro su Maradona è stato tradotto e pubblicato a Buenos Aires. Diciamo, quindi al di sopra di ogni sospetto. Lui ha sempre mostrato, è un mio punto di riferimento non solo culturale ma di studio, gli aspetti sani e positivi del bilancio del Napoli, ma anche i suoi limiti. Non ha mai nascosto i suoi limiti, e anche indicato quando è stato una sorta di punto di non ritorno, quando invece bisognava cominciare a intervenire. E uno degli aspetti non dico di debolezza, di cristallizzazione del bilancio del Napoli è una certa fissità del bilancio strutturale. È chiaro che noi dobbiamo separare il bilancio che è direttamente legato o quasi direttamente legato agli aspetti sportivi, ai risultati sportivi, e in alcuni casi non sono preventivabili, no? Da quello alcune strutturale. Allora la domanda che rivolgo al presidente: il bilancio strutturale del Napoli così com'è, perché per molti anni è rimasto proprio manco di 1 milione, si costava, ha raggiunto la sua soglia massima o no? Perché se ha raggiunto la soglia massima, secondo me no, e neanche per Bellinazzo, per dire una cosa, quindi lui è bravo. E se non l'ha raggiunta, è possibile appunto aumentarlo? Secondo me sì. Si può fare per esempio un discorso, diciamo, fatto salvo 100, per fare un esempio banale, cioè il bilancio è 100, quello strutturale, non legato. Diciamo, io prevedo nei prossimi 5 anni di portarlo a 120 e 4 milioni all'anno, e 1 milione dalle innovazioni, 2 milioni dal marketing, poi dal merchandising, dallo stadio, che sarà punti di puntini, ma però si può far meglio, e non è, diciamo, un calcolo folle. Come aumentarlo tramite merchandising, lo stadio? Lì avrei parecchie idee per dire, e sono facilmente, no, come i bonus, facilmente raggiungibili. Però per esempio uno di quei discorsi, quando io dicevo uno può fare il 1 giugno questa sorta di conferenza dicendo questi sono gli obiettivi, però è il caso di non lasciarlo sempre fisso questo fatturato strutturale, che poi è direttamente a volte legato alle infrastrutture. Dico solo una cosa sulle infrastrutture per essere breve, perché non vedo. Valerio, puoi togliere perché non ti vedo, è meglio vedere. No, vabbè, perché poi i punti possono anche dare curiosità. Casomai la prossima volta parleremo delle infrastrutture. Però una cosa ci tenevo da dire, perché è molto grave che non venga mai contraddetto il Presidente, soprattutto su delle cose che sono implausibili. Se non sbaglio fu a Real Madrid-Napoli quando il presidente disse do i 120 giorni, correggetemi se ricordo male, a Manfredi, ma lui è juventino, se non mi dai il San Paolo a €1 vado a fare lo stadio Fragore. Credo che i 120 giorni sono esauriti. Ecco, sì. Ho capito che uno perde l'accredito, eccetera, e tutte queste cose qui, poi ci sono, chiamiamoli, rapporti di buon vicinato. Però questa cosa che ogni tanto minaccia De Laurentiis è una cosa giuridicamente impossibile.
Forse solo il professor Guido Clemente, a cui non gli hanno mai chiesto, perché gli piace quando lo chiamano farlo incavolare sulle questioni arbitrali, perché lui è professore di diritto amministrativo all'Università Vanvitelli. E lo Stadio San Paolo è un bene comune indivisibile della città, tra l'altro con una sua destinazione d'uso, perché non è uno stadio, è una struttura sportiva polivalente. Sono due cose che nessuno contesta mai a De Laurentiis. Che significa, Valerio? Che io non lo posso alienare. Ci deve essere una delibera con dei numeri, tra l'altro anche molto alti, per renderlo alienabile, e poi ci deve essere un ente terzo che lo valuta economicamente. Non può essere né il Consiglio Comunale, chiaramente non a €1, né De Laurentiis. Mettiamo il caso che ci fosse domani questa delibera, non potrebbe essere €1, perché il giorno dopo la Corte dei Conti, la Procura eccetera bloccherebbe questo atto, ovviamente, che sarebbe illegittimo. Allora cominciamo a dire delle cose precise alle persone. Quindi ci devono essere due passaggi. Il primo è due passaggi formali, ok? Passaggio che viene dichiarato un bene a questo punto non più comune e indivisibile della città, ma alienabile, e poi deve essere valutato economicamente. Chiaramente poi questa valutazione può essere ritenuta congrua o meno, o troppo alta, eccetera, dalla società che intende acquistare. Preciso. Però è una struttura polivalente. È vero che interessano poco gli altri sport, però credo che sia molto difficile, e io mi ero espresso soprattutto con l'amico Torre Falango, ho detto vedrai che poi il presidente rimarrà a Castelvolturno e si rimarrà a San Paolo, faranno un po' di rattoppi per gli europei eccetera, perché se ci fai caso mai nessuno, che sia il presidente, che siano i politici, ha parlato mai di abbattimento. Ci fu quello strano progetto che io vi feci vedere dove c'è solo l'abbattimento del primo anello con questi skybox distinte le curve e niente alle curve, poi insomma un'opera di maquillage fuori per renderlo meno sgraziato rispetto a questa gabbia di cose. Però questa cosa qui De Laurentiis, che dopo 20 anni, quant'è, dice, si è accorto che si vede male, fa dei discorsi strani. No, ragazzi, noi non abbiamo Marte, abbiamo Udine, abbiamo delle Alpi abbattuti, distrutti, ricostruiti a partire da dove era la pista d'atletica. È semplice, non ci serviva Zavanella, De Laurentiis dei 19 anni, però mai nessuno, non significa che io lo voglio abbattere, però punto primo, questa cosa qui bisogna dirla, non è fattibile perché giuridicamente verrebbe immediatamente bloccata questa operazione, il giorno dopo non c'è bisogno, ma giustamente. Secondo, io la vedo molto difficile che il San Paolo anche lì secondo me bisognerebbe passare attraverso una delibera che prevede già delle nuove strutture dove spostare queste attività, c'è anche la scherma, l'atletica eccetera, strutture congrue, dignitose anche, diciamo, e si dovrebbe decidere per non una ristrutturazione, una ricostruzione di uno stadio nuovo. Tutto questo non viene mai detto, ma non è riferito al punto di Laurentiis, quei punti ho delle idee lì, però siccome lo fanno parlare tutti sì, la gente casomai non sa e poi si fa dei film in testa, cioè, questa cosa andava detta. Tu dici nemmeno il centro sportivo, perché Giacomo dice modificare il Maradona solo per il calcio non è possibile fare, se De Laurentiis vuole fare lo stadio da un'altra parte, ma è chiaro che sono schermaglie per essere agevolato per il centro sportivo. Sono schermaglie politiche lontane un miglio. Tra l'altro c'è adesso non so se è un consigliere comunale, tra l'altro io ecco, non ho i nomi di tutti i politici a memoria, cioè la memoria Simeone? Bravo. Che no, vabbè, ma io mica sono onnisciente, che è particolarmente attento su queste cose e continua a dire: noi non abbiamo visto uno straccio di un progetto, soprattutto uno straccio di impegno, cioè di che somme parliamo di investimento. Poi lui va da un certo collega che pontifica eccetera, no, ma lo vuole fare lui e dice io ci metto i soldi miei, ma di che cosa parliamo? €1, 100 milioni di euro, 200 milioni di euro, cioè,
E se lo dice chi in questo momento, comunque nella giunta, noi ci dobbiamo credere, però ripeto, sono schermaglie politiche. Sì, io ti dico una cosa, Valerio, che togli i primi 10 anni, togli gli altri 5 anni, ok? Regaliamo a De Laurentiis. De Laurentiis 4 anni fa avesse incominciato a costruire un centro sportivo, 2 campi all'anno, quest'anno noi avremmo 8 campi, lui ha detto 12, ma 8 bastano, avanza, l'anno prossimo altri 2, quindi non parliamo di un'opera titanica, cioè diciamo, i primi 10 anni giustamente Napoli andava in un certo modo, anche i 5 di consolidamento dove ha rischiato di vincere lo scudetto dei 91 punti, te li abboniamo, però negli ultimi 4, non tutto in una volta, un anno 2 campi e non ti puoi trasferire, un altro anno 2 campi, al terzo anno ne avevi 6, ti potevi trasferire lì, avevi la prima squadra e la primavera e avevi anche diciamo, un campo in più, se ne destinavi 2 e 2, quest'anno potevano essere già 8 e già ti potevi fermare, no? Quindi di cosa parliamo? Perché adesso si deve fare, l'impressione è che siccome la stagione sia andata male si riprendono delle cose che ciclicamente vengono dette, però se lo farà siamo contenti. I tempi però lui aveva detto 18 mesi, già ci siamo bruciati febbraio, marzo, aprile e quasi maggio, 4 mesi senza vedere neanche non una pietra a un progetto, ma anche il terreno dove si va. Su 4 mesi non sono pochi. Ritornando alla partita, Angela ci dice: stasera Frank mi ha fatto lento ma mai sul pezzo, non arrivava mai prima sul pallone. Secondo voi l'indolenza del camerunense può essere la causa della lentezza della squadra? Noi possiamo ragionare per alcune ipotesi senza essere maligno o maliziosi o peggio. Secondo me possono essere 3 componenti. Intanto la Coppa d'Africa, noi abbiamo avuto, mi ricordo un anno con l'Ibravi, ve lo ricordate, tornò distrutto, perché è diversa, anche Gulam stava andando benissimo con l'Ibravi, tornò questa Coppa d'Africa. La seconda, caratterialmente, non lo so, ci fa arrabbiare, io ho l'impressione che ha visto il campionato in un certo modo e ha detto no, io quest'anno da 1 a 100, quest'anno darò il 20, mi adeguo alla squadra. Poi ci potrebbe essere anche delle situazioni di mercato dove è già non so promesso un'altra squadra. Potrebbero essere queste 3 componenti insieme, però che sia una stagione altamente al di sotto delle sue potenzialità e possibilità, anche non massime, cioè anche solo al 70% delle sue possibilità, è palese. Dichiarare lo accompagna loro parola, sarei un po' prudente. Si tratta di capire se resta lo possiamo avere almeno al 70% delle potenzialità di Zambo su tanta roba in Italia. No, assolutamente fa la differenza anche al 50%, perché sta dando proprio meno di quello. Esatto. È solo un'impressione, qua non è un fatto storico. Secondo me potrebbero essere queste 3 componenti insieme, che non sono poche, sono tutte e 3, ti hanno reso questa stagione. Chiaro che Angela è una delle più frequenti nel tuo canale, più attente e esigenti. È chiaro che secondo me è la stessa cosa che tu vedi una Ferrari andare a 2 all'ora rispetto che a una macchina piccola. Fa più impressione e salta più agli occhi un rendimento di un giocatore che ti fa scintillare gli occhi quando già va al 70% delle sue potenzialità, perché lo scarto è molto più ampio rispetto all'Instrom, all'Oliveira, cioè, quindi mi rendo conto che ci sia per alcuni delusione, per cui non voglio dire rabbia, no, ma una certa insoddisfazione a vederlo così, è normale. Cioè, non che sta giocando così male, è normale essere avere questa. Mi hai citato Lindstrom e io ho cercato di dire non lo voglio giudicare per questa partita qua perché viene messo nella cosa così, ma che impressione hai avuto? Io ho detto che non la risolve da solo la partita, non mi sembra il giocatore che ti risolve da solo la partita. No, questi sono gli errori di chi pompa troppo, stiamo ancora pensando a Rogga, la stessa persona, i giocatori fanno il lavaggio del cervello alle persone, poi può darsi che l'anno prossimo diventa un incrocio tra Van Basten e Kakà e siamo tutti contenti. Però c'è un dato molto preoccupante quest'anno, che noi abbiamo avuto 3 allenatori totalmente diversi da tutti i punti di vista, di preparazione, caratteriale, sistema di gioco,
più attenti a una fase piuttosto dell'altra, quindi anche questo è importante, quindi più fondamentalista uno, meno l'altro, forse troppo liquido in questo momento Garcia, però questo ci avvantaggia nella negatività dell'analisi, nel senso che se fossero tutti cloni di Sal, dice vabbè, quello vede sempre quel modo, no? Totalmente diverso. Se 3 allenatori totalmente diversi, di determinati giocatori, li hanno valutati in quel modo, beh, o hanno sbagliato tutti e 3 o qualcosa ci deve essere. Sì. E quindi sta poi all'altro, il nuovo allenatore. È chiaro che è un fatto negativo, mi voglio spiegare bene. Però attenzione, avere 3 allenatori significa che tu hai avuto 3 punti di vista diversi, cioè nel dramma della stagione, no? Questi 3 punti di vista diversi sono, tra virgolette, non un vantaggio, è quasi un lusso che tu hai avuto, perché hai detto che cavolo, tutti e 3 si sono sbagliati su Nathan. Garcia l'ha utilizzato un po' di più. Su Garcia è stato fatto un'opera di sciacallaggio mediatico da chi sei tu, che non so se supera Cancellotti e Gattuso, ma insomma sono i top 3, perché si facevano dei discorsi di una faziosità incredibile, lasciamo perdere. Poi non sto dicendo che Guardiola, però si è fatto veramente il lavaggio del cervello. Tu ti ricordi quando tolse Kvara, mamma mia, aprici cielo, non l'ha tolto mai, poi Kvara invece con alcuni me lo deve togliere perché è presuntuoso. Lasciamo perdere, perché è quel dolore che mi ha dato la stagione. Ho detto, io come faccio a contrastare questa onda di... Anche perché non è il mio lavoro, non è che posso stare con voi oppure a scrivere, anche con io poi figuro non scrivo commenti sui siti, cose, cioè, sia perché non mi piace, poi diciamo a questo punto chi me lo dà il tempo, ci devo pure vivere e lavorare, quello non è il mio lavoro, cazzeggiare con i colleghi per dire no, qua è sbagliato questo dato, stai dando dati sbagliati, sei perdente in partenza. La base da cui ripartiremo ad oggi quindi sarà Meret Caprile, Mazzocchi Di Lorenzo, Mario Rui Rivera, Nathan Ostigat e JJ Rachmani, Lobotka Foloruscio, Anghissaka Juste, Gaetano Rasp. Quindi hai messo qua manca un centrocampista, giustamente perché non c'è Zielinski, Raspadori, Politano, Lindstrom, Gonghe, Kvara. Quindi hai fatto fuori giustamente Zielinski, come è logico che sia, hai fatto rientrare quelli che devono rientrare con Caprile, con Foloruscio e Gaetano, e hai fatto fuori Simeone, però a questo dobbiamo aggiungere anche Zerbin e poi i giocatori che chiederanno la cessione. Quindi, perché mi si chiedeva di Ostergaard e ho ricordato di quando Ostergaard già a inizio stagione, prima dello scatafascio, dove ancora si poteva pensare di fare una buona stagione, Ostergaard già voleva la cessione. Ce ne saranno, penso, altri che chiederà la cessione, poi bisogna capire chi se li vuole prendere. Io credo che faccio un discorso in astratto, non a voi, che e Popovic, che state, non a voi, diciamo, andando su un piano totalmente sbagliato e anche molto pericoloso, che vi portare molti dolori. Ed è di una banalità incredibile, che è una frase che vi ho sempre detto: non si possono fare confronti tra insiemi disomogenei. È una cosa che ti insegnano alle elementari ed è una regola che puoi applicare su tutte le cose della vita, cioè non è che è solo sul calcio. E mi spiego. È un errore valutare questa stagione paragonandola a quella Gattuso Auto, eccetera, eccetera, perché comunque la stagione di una squadra campione d'Italia, con tutto quello che comporta. Tra l'altro possiamo dire, chiudo questa parentesi, che alla fine il Napoli non ha insegnato agli altre squadre, alle altre tifoserie come si vince e si festeggia, è una cosa che non c'è riuscita, ma ha insegnato al mondo di quanto è bello festeggiare a Napoli. Per consentimelo, vale, perché sono stati molto modesti i festeggiamenti del 20° scudetto dell'Inter, cioè si è festeggiato per mesi. Ed è un aspetto importante anche nella, diciamo, dismissione di alcuni calciatori. Non sarà così facile indolore, perché intanto loro sono campioni d'Italia, sì, sono andati male con determinati stipendi, determinate situazioni, eccetera. Qua si sta facendo un giochino molto facile, viene Manna, tra l'altro apro parentesi anche qui, Giuntoli,
che grande, non li voglio citare certi personaggi di De Laurentiis, se vedete ha bloccato la Juve, come si chiama, perché sta qui, cosa, non andrà, se andrà tardi, come si chiama, cazzate. Adesso però Manna, che è un non sappiamo se poi è vero, no? Però qual è la narrazione? Che sta già lavorando da Clemente per il Napoli, quando comunque è sotto contratto per la Juve. Cioè, la gente ci crede a queste cose. Non lo capisco proprio, continuano, lo dicono tutti. Ma poi lavorando per chi, su chi, con quale allenatore? Ma tu puoi mai pensare che questo chiami personalmente Pinco Pallino? Cioè tutto botto macchinoso. Quindi noi l'anno scorso abbiamo perso un vantaggio competitivo temporale, che era il punto su cui io mi battevo, che secondo me era quello appunto importante, vincente, ma non interessava a nessuno perché abbiamo vinto per distacco. Vabbè. Adesso stiamo accumulando ulteriore ritardo, eccetera. Ovviamente la gente vuole sapere chi viene, chi resta, non lo so dire, ragazzi, perché è questo, perché entrano talmente tante situazioni all'interno del mercato, un mercato dove ti vedrai debolissimo e qui combatti con chi, ma tu lo capisci, l'avresti mai detto, la Juve non c'è una lira e noi abbiamo un sacco di soldi. Vabbè, diciamo pure che è vero, ma un sacco di soldi, campioni per distacco, Cajuste, Nathan e Livingston. 55, mettiamo che facciamo 57 punti, il mondo vorrà venire a giocare, cioè sarà veramente un'opera difficile. E se Manna, che è un giovane di buone speranze, Giuntoli ha vinto un campionato leggendario a Napoli, la prima cosa che ti fanno fare, anche Allegri, vai tu da Bonucci e gli dici è finita. Bonucci se l'è presa a morte, ha minacciato causa post al vetriolo, alla fine ha vinto Giuntoli, sia perché è andato via dalla Juve, sia perché poi si è ricucito, non hanno fatto nessuna causa alla Juve, ma Giuntoli è uno che ha appena vinto uno scudetto a Napoli e va dal capitano della Juve, con quante presenze avrà, 5, 600, non lo so quante ne non sono tifoso della Juve, quindi non lo so le presenze a memoria, so i gol di Mertens 148, ma non le presenze di Bonucci. È complicata, ragazzi, io quello che posso dire è complicata, delicata, però ovviamente siamo Valerio e io contro tutti, che non è disfattismo, cioè è solo dire è complicata, non impossibile, cioè non è che è morto il mondo, non nessuna depressione, però è complicata. In più l'allenatore li sta studiando, ma ci vorrà parlare, perché ho capito, li puoi vedere in campo, ma se tu adesso li vedi in campo veramente devi fare come Paolo Di Gennaro, tutti li ha, il che è tecnicamente impossibile. Il Napoli per prendere un giocatore ci mette mesi, figurati a farsi 25 giocatori nuovi. Però un allenatore può. Higuain aveva rotto con Napoli, arriva Sarri, vuole andare via, lo rimotiva e fa 36 gol. Quindi dobbiamo anche considerare quanto potrà essere importante, influente, carismatico o meno, speriamo invece carismatico il nuovo allenatore. Ricordiamoci, Higuain è depressissimo, sbaglia il rigore, perdiamo con la Lazio, arriviamo da terzi a quinti, l'anno dopo fa 36 gol, perché Sarri gli dice io ti farò fare, come dice Albiol, ha detto tu sei perfetto, ti devo correggere 2 cose di postura, e Albiol è stato un grande perno della nostra difesa, quindi come Spallettone sono contento. Una cosa che io dissi a Valerio, questo è venuto a vincere, da una piccola clip l'abbiamo visto, cioè questo è venuto a vincere, abbiamo visto che era venuto a vincere, ma i giocatori e lui è stato bravo a far vedere e a rendere plausibile quello che lui aveva in mente, perché se tu non ci credi a quell'obiettivo, sì, ti impegni, non è che i ragazzi non ci credono, ma lo devi sentire tu, e quindi è tutto complicato. Vediamo, innanzitutto sarebbe importante secondo me arrivare sopra la Fiorentina, interessa solo a Valerio e Guida, vabbè. Volevo rispondere a Salvatore che dice: per me è indifendibile un allenatore che non ambisce allo scudetto da campione d'Italia in carica come Garcia. Salvatore, Garcia ci ha ricordato che De Laurentiis gli ha chiesto di entrare tra le prime 4 e già lì il vincere è andato in conflitto con quello che De Laurentiis ha chiesto a Garcia. Poi lui ci può dire voglio vincere la Champions, tu sei arrivato in finale di Champions che poi era la semifinale, così, ma Garcia ha dovuto difendere quello che era la scelta che è caduta su di lui, ci devi portare in Champions, e tra l'altro non abbiamo la controprova, ma è quello che stava facendo perché eravamo quarti, e non è per difendere Garcia ma per ricordare quelli che sono stati i presupposti. Garcia ha detto
Se il presidente è un uomo ambizioso e vuole continuare a vincere, mi farà una squadra ambiziosa che può vincere. Kim, Nathan, Cajuste che fa il suo, ma non può mettere in difficoltà chissà, e Lindstrom che non ha giocato praticamente mai. Però Valerio, qua sono particolarmente avvantaggiato dalla memoria. Se permetti. Lo so, però che poi si ripetono le cose più volte, uno se le fissa. Però mi fermo. A questo punto facciamo un giochino con le persone, perché non mi rivolgo a questa persona, a te, in genere, a chi sei tu. Mi sono letteralmente scocciato, anche perché sono perdente in partenza. Oggi lo dirò più volte. Però qua non si tratta di essere io contro tutti, si tratta a questo punto perdetevi un'oretta, vi andate, sperando che non l'hanno cancellata, a rivedere la conferenza stampa, bellissima, al Museo di Caponico, bellissimo, eccetera, perché la gente ormai nella loro testa ha frasi mai dette da Garzia. Allora, io non devo dire nulla, non sono amico di Garzia, non mi era né particolarmente simpatico né antipatico, quindi non è che dice l'allenatore che più mi ha non devo dire nulla. Andate, ve la vedete tutta, vi prendete gli appunti come fa Valerio, come faccio io, e poi ci rivediamo, perché basta. Non ha mai detto io questa squadra non l'ho vista. Lui disse non ho visto la partita di Raspadori dell'Italia. Tra l'altro il calcio a volte è bugia, figurati se non si sarà visto tutto il campionato l'anno scorso in corso d'opera, ma poi si sarà recuperato. Guarda, ma questo non interessa, andate a rivedere. Cioè lui non ha mai fatto un discorso di resa, disse anzi la frase io sono qui per vincere titoli, però ripeto, andate a vedere la conferenza stampa. Cioè, non vale quello che dico io, Valerio, e non li nominiamo nemmeno i colleghi, vale quello che ha detto lui, nel bene e nel male, visto che la gente non se lo ricorda, ma si ricorda frasi ripetute tipo palo dell'orologio dalle persone, noi non siamo qui per dover difendere o accusare nessuno, né possiamo perdere tempo a riprendere una conferenza, tra l'altro totalmente inutile, cioè bello e buono che l'accusiamo, che cosa serve? Io ve l'ho detto, voglio che il Presidente il 1 giugno si rivolga a noi, a tutti, non solo, e mostri gli obiettivi aziendali, societari e sportivi dei prossimi 2, 3, 4, 5 anni di quei settori. Non mi interessa il passato, da Angelini a Giulia a Garzia, mi interessa il futuro, 2 giugno, 3 giugno, 4 giugno, 5 giugno, da qui a 5 anni. Questo giochetto per far vedere, figurati, io dovrei essere quello che dice sono bravissimo, ho indovinato, non mi interessa 2 giugno, 3 giugno, 7 giugno, eccetera, eccetera. Questo giochetto, e anche vi consiglio di non cadere in questa trappola anche nelle varie trasmissioni, aveva quello lì, ma se fosse rimasto, oppure Mazzarri era senza Osimhen, perché lo so, ci sono le varie correnti, anche perché sono amici di uno dell'altro, cioè Garzia che non è amico di nessuno è stato fatto a Santo Lazzaro, ma non ci interessa. Perché a me interessa, sai perché? Perché io mi proietto sul prossimo allenatore e già ci sono alcuni allenatori che per me possono far male, e se fanno male non hanno una copertura mediatica, sì, e senza la società forte, andiamo a mare con tutti i panni. Ecco, quella cosa che ho fatto vedere, comunicazione che è interna ed esterna. Esatto. È il primo punto. È ovvio, non è che non ci interessa, nel senso, non ci interessa se noi ci cristallizziamo su queste parole stucchevoli lì, ci interessa per invece capire le ragioni di certi fallimenti e cosa si sta facendo per invece non farli più e migliorare, così. Però il giochino così stucchevole diventa vanità ai vari colleghi, e la vanità è il peccato principale dell'avvocato del diavolo. Bellissimo. Allora, domanda per chi ha visto il film, ovviamente non possiamo rispondere, però ti posso dire, si vedono situazioni da all or nothing, tipo i discorsi nello spogliatoio, chi parla, chi alza la voce. Fabio, ti posso dire, chi c'è una collega di Guido che mi ha fatto una recensione molto approfondita, vocale, lunga, senza andare nello specifico. Ti dico che non ci sono molti altri pezzettini di spogliatoio come abbiamo visto nei trailer, cioè i teaser, scusami Guido, quando poi ci dai troppo crei pure abbiamo visti parecchi in tutti i teaser, e quindi molti che sono andati al cinema si aspettavano un pochino più di situazioni del genere. L'unica cosa che ti posso dire è che insieme a Juan Jesus e a Elmas, che sono dei personaggi che, al di là di quello che ha detto il regista, si vede la loro presenza
nello spogliatoio importante, un altro che era importante nello spogliatoio era Anghissà, e questo ti fa riflettere, perché doveva essere l'uomo di Garcia e invece quest'anno ti è venuto meno, perché è proprio venuto meno, anche se proprio perché lui si sta gestendo, ti è venuto meno uno che probabilmente era fondamentale per tenere sotto scacco e sotto pressione positiva anche Osimhen, perché sono tutti gli africani, quando ti viene a mancare Koulibaly. Quindi a me interessa vederlo. Due cose, ovviamente non posso rispondere a questa domanda, però vi posso aiutare a comprendere 7 meccanismi. Consenti, qua voglio dedicarci un minuto, non di più. La prima: ricordate che il cinema, anche se questo cinema documentaristico, quindi è un po' diverso come è l'unica arte dove la fonte originaria muore per diventare qualcos'altro, perché la sceneggiatura cinematografica muore per diventare cinema rispetto a una canzone, un quadro, una poesia che è la poesia. E non solo, se io dessi, lo posso fare per compito per casa ai miei studenti, 20 studenti, una sceneggiatura di un cortometraggio, mi realizzerebbero 20 cortometraggi diversi dalla stessa sceneggiatura, perché avrebbero un punto di vista diverso. C'era una regola, è una ragione per cui il cinema si è evoluto, perché può raccontare cose diverse, sempre più mature, e non solo la tecnica e il linguaggio. Una regola che era: se non c'è dramma non c'è film, perché se non c'è dramma non c'è azione. Però pensate questa regola, e arrivo a voi subito, ho finito. Penso che almeno abbiate sentito nominare un film che si chiama Buried, Sepolto, con il protagonista che interpreta Deadpool adesso, no? Beh, chi lo poteva immaginare negli anni 40-50 un film ambientato interamente in una bara? Non c'è azione, non c'è dramma, invece c'è dramma pur essendo un film statico. Addirittura poi anni dopo hanno fatto un film che si chiama 127 ore, dove Gianfranco è tratto da una storia vera, verissima, di un ingegnere che è caduto in un crepaccio, eccetera, eccetera. E lì per l'80% della storia lui è fermo perché questo sasso gli ha... Quindi in realtà c'è il dramma, non c'è l'azione nel senso tradizionale come tu la intendi. Allora il regista gli ha detto: se non ci fossero stati questi due eventi, che per voi sportivamente no, madonna là, ma cioè il Milan in Champions e la Salernitana, esattamente. Allora di nuovo qua siete un po' favoriti, permettete, perché avete me. È il loro punto di vista di quelli che ovviamente c'è troppo Milan, ma è, per quanto documentaristico, cinema, se no ti vai a vedere la domenica sportiva. Quindi per lui quello è un elemento scatenante, il McGuffey De Laurentiis Hitchcockiano, no? Che dice ci impegniamo, quello è il McGuffey, come il classico film giallo, eccetera. Poi mi serve un punto di vista, mi serve un eroe. Gli antagonisti sono le squadre avversarie, qua è facile, invece vedi la malizia, perché lo ragionano dal punto di vista sportivo, e De Laurentiis è l'antagonista. No, infatti tanto vedi quanto era sbagliata l'analisi, è il motore scatenante, ma poi serve il dramma, perché se non c'è dramma non c'è azione, se non c'è azione non c'è cinema. L'azione tu dici c'è, perché quello è un gioco dinamico, il calcio, sì, ma stiamo parlando di cinema per quanto documentaristico, e questo passaggio purtroppo non lo puoi improvvisare. Non è che se uno vede il cinema poi si mette e scrive di cinema, in realtà lo fanno tutti, ci sono tantissimi youtuber che hanno milioni di visualizzazioni rispetto ai poveri disgraziati, però Truffaut diceva, caro Valerio, e aprendo a ridere, che ciascuno di noi fa due mestieri, il proprio e il critico cinematografico. Bellissimo. Guido, io ti ringrazio, perché abbiamo veramente la possibilità di andare un attimo oltre. Ci sarà una reazione emotiva, logica, e poi ci tengo a dire una cosa, che è una riflessione che ho sentito da qualche altra parte, o forse anche proprio dalla conferenza stampa del regista. Per me, che lo guarderò a casa mia, sarà diverso, perché è un'esperienza diversa andare al cinema. Ci sono altri tifosi, qualcuno reagisce, qualcuno no, ci saranno anche quasi delle reazioni da stadio che non così, però sarà un'esperienza per me diversa quando lo guarderò nel chiuso del mio studio, quindi anche lì va tenuto presente. Poi ci sarà un'analisi
che sarà analisi. Sì, ti voglio far notare una cosa, perché è una frase che anche questa è passata, secondo me, un po', non dico sotto silenzio, no? Non gli è stata data la giusta importanza. Noi, che sia stadio o che sia TV, guardiamo il calcio da un punto di vista, parlo qua da un punto di vista geografico, no? I giocatori lo vedono ovviamente da un altro punto di vista geografico, quello del livello del terreno di gioco, anche l'allenatore. Anche Spalletti ha detto, a prescindere dalle emozioni. Allora, tu pensa, Elmas, no? Cito Elmas, è andato via. Un determinato gol che ha fatto lui, una coppia, l'ha visto dal suo punto di vista, no? Adesso lo vede, perciò ho detto molto bello questa cosa, da un punto di vista esterno se stesso, da come è stato ripreso. Perché era molto bella quando ero piccolo, la domenica sportiva? Perché rispetto, io adoravo Luigi Necco, tutta la vita, gli vorremmo bene ovunque si trovi, grande Luigi. Però al 90° minuto, non solo a Napoli, faceva vedere le riprese dall'alto. La domenica sportiva con Italo Chiun, altro fuori classe, anche dal basso, ed era molto bello, emozionante, e sembravano molto diversi determinati gol, no? Allora, è vero che l'esperienza cinematografica è uno schermo grande, il più grande possibile, e questo, parlava il regista, è importante, diciamo, chi avrà la possibilità di vedere. Però io ragionavo, di nuovo, non solo in termini cinematografici, in termini di vedere se stessi, giocatori, o vedere come sono stati percepiti, inquadrati, cercati. Cioè, un giocatore casomai non immaginava che in quel momento hanno carpito un primo piano di emozioni in panchina prima del rigore, eccetera. Quindi questo, lo so, la gente si è soffermata, non hanno intervistato, non li facciamo il nome, questo non mi interessa. Questo è un altro aspetto che è passato totalmente sotto silenzio, invece è interessante, perché poi loro sono i protagonisti, ma sono protagonisti per la prima volta loro visti in maniera diversa rispetto, perché poi c'era questa troupe che in parte avrà utilizzato delle riprese, l'hanno detto, che sono costose, della Lega, della UEFA, eccetera. 25.000 euro al minuto. Sì, alcuni riappassionati, perché probabilmente avranno anche trovato qualcosa di interessante. Oggi tutti hanno almeno un telefonino, eccetera. Alcuni li hanno girati loro, negli spogliatoi non entravano Valerio, eccetera. Quindi ci sono degli aspetti che non sono stati sottolineati, che ancora non l'ho visto, però sono interessanti e possono, ecco perché secondo me non essere usciti a settembre è stato, io ho pianto molto quando ho sentito grande intuizione anche in questi giorni, vedete, l'intuizione del Presidente, è andato bene il 5, l'anniversario, cacchiate incredibili, cioè, poi ognuno c'ha il suo livello. Ma no, perché adesso a parte vedersi, eccetera, che propellente, tanto propellente che ha fatto 1-1 con l'Udinese. Quello è stata tremenda, purtroppo l'ho sentita, proprio uno cerca di aggrapparsi a tutto pur di trovare, se qualcosa ha scatenato peggiore depressione, perché io li ho visti più lenti che mai, e mai. Ma assolutamente qua non dovete colpevolizzare, è umano, mi sarete presso pure io che cerco di dirvi di non deprimere, perché è umano, la stagione è finita, cioè non puoi non pensare. Quando io ho detto quella frase, scusa, perché ho temuto che qualcuno in futuro ha detto che all'estero non si considera, no, perché la stagione in corso, perché tu guardi solo il legame con la tua città, quello che rappresenta la tua città, le emozioni della città. La stagione la stanno vivendo, ma anche perché probabilmente uscirà in un momento totalmente diverso rispetto adesso, no? Almeno da questo punto di vista la salvi, no? Da questo momento emozionale. Però adesso, secondo me, è il mio parere, un momento sbagliatissimo. Poi farà 1 milione, 2 milioni, 5 milioni, eccetera. Però sportivamente, chiaramente non potevi sperare che desse nulla. Cioè, non manco un punto in più. Non hai vinto manco con l'Udinese, una partita anonima, tra l'altro. Guido, ci lasciamo con l'ultima domanda di Fabio, che riprendeva il discorso di De Laurentiis, perché oltre all'essere illusi, De Laurentiis c'è stato un passaggio che dice i tifosi devono essere aziendalisti, che insomma una scelta
un po' particolare, e dice come gli allenatori anche i tifosi devono essere aziendalisti. Ha beccato, noi l'abbiamo invitato sul tuo canale più volte, io adesso ho lanciato questo appello, più aziendalisti di noi. Bravissimo. Come devi trovare una persona Fabio, che... Ah no, fammi sapere la domanda. no, ti chiedeva Fabio quali allenatori non sono stati aziendalisti. Ma poi bisogna intendere qual è la sfumatura diversa. Pioli aziendalista contro... Infatti, perché Pioli aziendalista? Non lo so, Guido, è proprio difficile perché siamo circondati e non passano certi discorsi perché vengono ripetuti da tutti i giornalisti tutti i giorni e non ci può fare. Allora, se io te la capovolgo e poi vai. Sarri, no? Tutti ci triturano le scatole, il maestro Sarri. Allora proviamo un attimo prendendo l'esempio migliore, ha vinto lo scudetto, morale, 91 punti, ha valorizzato quello. Sarri non ha costruito la squadra, si è trovata di Benitez e furono aggiunti 2 giocatori, Isai e Allan. Poi noi ci siamo portati tutti a usura, no? E ha bruciato 3 panchine. Perché ci rompono le scatole Koulibaly, Jorginho, eccetera, ma ha bruciato 3 panchine. Cioè l'unico giocatore che poi alla fine è diventato titolare, eccetera, di quelle famose gioventù, la meglio gioventù. Poi un collega si è sbagliato che con i soldi di Cavani compriamo quelli, eccetera, no, con i soldi di quelli, vabbè. Ma vi ricordate che fine ha fatto Diavarà, Rog, eccetera, Giaccherini, Gabbianini? Bruciato. Allora è aziendalista o meno? Perché dici fu attaccato prima del Real Madrid e dopo il Real Madrid perché non faceva giocare certi giocatori, però è sempre stato considerato, anche adesso cioè, ci sono i nostalgici di Sarri, no? Non lo sto criticando, sto dicendo vedete che bisogna valutare. Lui ha portato risultati sportivi importanti, ha fatto rendere bene dei giocatori comprati da un altro, meglio di come avevano reso prima, totalmente ignorati. Strinic, io ero presente al San Paolo, Napoli, Frosinone 4-0 e la tripletta di Higuain, ero lì, saluto, praticamente no, che cosa ci vado a fare a non salutare Zelinski a questo punto, l'ultima partita. Io li ho visti che 4-5 giocatori, tra cui Cristian Maggio, non festeggiarono con la squadra, perché venivano ignorati da Sarri. Punto tale che Maggio è stato umiliato nell'ultimo. Allora quello è aziendalista o meno? Uno deve vedere tutte le cose. Strinic disse che poi ha finito al Milan e poi ha fatto una finale di campionato del mondo, ha avuto anche problemi al cuore, che non come Zapata, che non li guardava proprio. Allora che cosa intendiamo per aziendalista? Uno che vince il scudetto, che porta risultati sportivi, che valorizza tutta la rosa. Cioè dobbiamo innanzitutto stabilire che cosa intendiamo con quella parola. Credo che per si intenda che non chiede giocatori specifici e accetta. No, non è rivolto a te o a Fabio. Non lo so. Faccio capire di quanto le parole che vengono usate in trasmissione non significa nulla. Perché uno potrebbe dire, Presidente, guardi che una scuola professionista di altissimo livello come la nostra non è la scuola di calcetto di mio nipote, dove devono giocare tutti. È una squadra dove tu devi, tra l'altro, competere, perché il risultato dell'Inter non è bello, no? Diciamo solo così, devi competere al meglio delle tue possibilità. Allora, aziendalista che significa? E allora lì mi vieni su quelle cose che io ho detto, i tuoi obiettivi, quali sono? Perché se il presidente mi indica gli obiettivi, casomai dice questo per me è prioritario rispetto alla comunicazione, tu puoi valutare un allenatore perché si avvicina il più possibile a quell'obiettivo piuttosto che altri sono meno prioritari. Perché aziendalista, e chiudo, spero di essere stato preciso, può cambiare da squadra a squadra. Essere aziendalisti a Udine, a Lecce, a Inter, sponda Inter, o Milan, a Torino, sponda e Napoli, non è lo stesso aziendalista. Quindi innanzitutto che cosa significa per De Laurentiis? Bilancio in pareggio, che giocano tutti perché tu devi valorizzarli, cioè, può significare tutto e niente, perché sono parole buttate così. Questa, attenzione, non è stata una critica a Sarri, però per dire che Sarri delle cose le ha fatte molto bene, delle cose benissime, delle cose non le ha fatte, ma probabilmente non le ha fatte per far bene quelle che per lui erano la priorità.
cioè far rendere meglio quei giocatori. Attenzione, non era una critica, è un'analisi a fare, perché la coperta Benitez faceva una stagione diversa, lo criticavano, ma anche Benitez, noi vendemmo i giocatori con Benitez molto, molto bene, no? Quindi lui ci deve dire quali sono i termini, gli obiettivi, le loro priorità dell'azienda Napoli, che sono chiaramente diverse rispetto ad altre società, perché ovviamente hanno fatturati diversi, bacini diversi, esigenze diverse e chiudo aspettative diverse. L'aspettativa di un Lecce non è uguale all'aspettativa dell'Inter l'anno prossimo, o no? Quindi domanda intelligente di Fabio, che ci permette, sai, come quelli che fanno i debunker, no? Cioè, incominciare a dire, cominciamo a usare le parole in maniera corretta e cominciamo a riempirle di contenuti, se no sono tutte finali. Lo disse pure Politano. Quante ne mancano, Valerio? Altre 3. Ok, quante le abbiamo vinte fino adesso? Penso che un trofeo abbiamo, non mi ricordo. Il Monza, il famoso Monza. Da quando si contano le finali, non lo so, ho perso onestamente il conto ed è grave, perché se dimentico... Questo è un cane che si morde la coda, nel senso che nessuno lo contraddice mai, lui tratta tutti dall'alto in basso come deficienti e non si va avanti. Noi abbiamo provato a rompere questo circolo perverso e dire siamo qui, aperti a idee, confronti, a sbagliare, a correggerci, però anche a riempire le parole del vero senso di contenuti. Poi vi lascio con questa bella notizia, no? Comunque, se abbiamo venduto Mario Rui a 170 milioni di euro, veramente il futuro è roseo per il Napoli. l'ho preso, l'ho beccato. È Max Giusti. Lo abbracciamo, è una poi ci sono i talenti, un'imitazione, caratterizzazione più che imitazione, lo sminuisco, gustosissimo, piuttosto molto triste per le parolacce, ma quello è vero, no? Però la genialità, 170 milioni di Mario Rui, è da cadere dalla sedia delle risate. Bravo che sia buon profeta a questo punto. Un ringraziamento gigante a Guido Gentile, che trovate sul canale Guido Gentile Piano Sequenza. La prossima volta vi scontento con un film che è un po' di nicchia, però mi permetto di fare un'anticipazione, perché è una cosa curiosa che mi è successa, ho raccontato Valerio. Credo devo anche fare qualcosa che poi piace alle persone. Rita direbbe di tendenza, no? L'ho vista Ripley. L'ho finita di vedere ieri, e anche se cinema, per una volta farò un'analisi su una serie TV. Dai, bello. Non il prossimo, che sarà nei prossimi giorni, quello successivo mi concedo una cosa più televisiva, però insomma è successa una cosa troppo carina legata a Ripley, che comunque tratta da una serie di romanzi. Quindi avete questa anticipazione, non il prossimo, che è un film di un regista catalano, per complicarmi la vita, di nicchia, però subito dopo Ripley, e poi si devono recuperare un po' di cose, Povere creature, OpenAI, anche qualcosa che mi è stato richiesto, però queste due ve le anticipo, e non in tempi biblici, ormai sono in tempi più umani. Un abbraccio a tutti, amici Bellini, Valerio e Max Giusti. Ci sta. Ciao Guido, un abbraccione a te e buonanotte a tutti. Volevo ringraziare anche amico Alessio, che c'ha il logo del Milan, però dice da palermitano dispiace per il Napoli, e io mi sto portando avanti con questa cosa del Palermo, che vorrei capire se può l'investimento della grande azienda poi anche al sud fare qualcosa. Ci vuole un po' di tempo, vediamo, e vi abbraccio. La sigla domani, analisi tattica, lasciate i like finali quelli che se la sono recuperata poi dopo. Chi ancora non va a dormire, se aspettate una ventina di minuti posto anche la reaction, perché urlo proprio come un dannato e spero di sbagliarmi su Di Lorenzo, ma poi me la rivedo e domani facciamo la cosa così. Sigla.
Questa è la frase che dissi durante la live, la famosissima live di Napoli-Verona. Me la vado a rivedere perché è importante vedere da dove eravamo, cosa siamo diventati e cosa poi diventeremo. Siete attenti, questo mi fa piacere. Mi fa piacere. Riprendere Garcia, sì, ma non si può fare perché l'ha insultato. Non si può fare.